molto scosso, sconvolto, ho lo sconforto. Ho l'orto, non solo col pomodoro rosso polposo, ho l'orto col pomodoro moro con l'osso. Non sporco, troppo grosso, corto, gobbo, col corvo topo morto sotto. No, rotondo, moro con l'osso. Porco mondo, non posso con sto pomodoro, non lo conosco, non lo sopporto, dopo non ho l'orto. L'ho fatto con lo zono, lo corrado, lo stronco, lo foro, dopo lo scotto corrogo col motto. Pomodoro sono tosto, mollo solo dopo morto. No, lo so, sono stronzo, orco, poco ortodosso. Porco mondo, pomodoro moro con l'osso. Lo sbologno, corro col motro, lo porto, poco dopo porto rotondo, lo mollo. Col motro, no, l'ho rotto. Col volo, como osto, lo porto, smonto, lo mollo, torno. No, troppo costoso, dopo col volo soffro. Sono monoso, lo dono. No, troppo poco costoso, dopo lo sono un trombo. Lo provo. Pollo cotto col forno con contorno con pomodoro moro con l'osso. O sgombro col torno col torno con pomodoro moro. O toro con no. Brodo col porro con contorno con pomodoro moro con l'osso cotto con pomocotto cocco. Sboro. No. Non lo provo. Non sono tonto, sono contro. Sotto pomodoro. Col colozono. Sono pronto. L'ho fatto, lo corrado, lo stronco corrogo. Pomodoro ram. Pomodoro moro con l'osso. Lo colgo, lo odoro, lo mordo. Buono! In aula la maggioranza degli studenti deve essere italiana. A dirlo il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara all'indomani della proposta lanciata da Matteo Salvini di mettere un tetto del 20% di alunni stranieri nelle classi. Chi arriva in Italia, prosegue il ministro, deve assimilare i valori della Costituzione o è caos. Ma se nel governo la proposta fa presa, viene accolta freddamente dall'assessora regionale all'istruzione. Oggi a me spaventa meno avere solo stranieri in una classe di quanto non mi spaventasse 10 anni fa rispetto a un modello inclusivo. Iniziativa che arriva dopo il plauso da parte del Presidente della Repubblica Mattarella alla scuola di Pioltello, che chiuderà per il Ramadan. Apprezzamento che al leader del Carroccio non è piaciuto. Non credo che nessun paese islamico chiudano per la Santa Pasqua o per Natale, e rilancia con forza il numero massimo di alunni stranieri per ciascuna classe, altrimenti si chiede come fanno le maestre a spiegare. Proposta che però viene stroncata dall'assessora regionale Donazzan. Questa cosa venne proprio chiesta dal Veneto oltre 10 anni fa. È una proposta che è un po' superata perché esisterebbe già, c'è già nell'ordinamento una attenzione per una buona inclusione. Se Donazzan è diplomatica, il segretario regionale del PD Martella va dritto al sodo. Penso che come al solito Salvini sia alla ricerca di qualche argomento per suscitare soprattutto alla pancia del paese delle reazioni che possono produrre un po' di consenso nei suoi confronti. Questo governo sta facendo scelte sbagliate con l'accorpamento e il dimensionamento scolastico. Intanto, in vista della discussione in aula prevista per fine aprile, le principali sigle sindacali chiedono di tenere fuori dal DDL autonomia il sistema scolastico nazionale, altrimenti, dicono, si creeranno frammentazioni e diseguaglianze. Credo che oggi sia disuguaglianza e che invece con l'autonomia ci serva ad avvicinare la programmazione delle supplenze, degli incarichi e soprattutto dei dirigenti sul territorio regionale. La scuola rimangono di esclusiva competenza statale. La scuola è un veicolo fondamentale della nostra coesione nazionale. Allora, abbiamo aperto questa mattina con questa canzone, questo video di Pablo Perissinotto, Pomodoro. Perché? Perché invece di andare a scuola, se raccogli pomodoro, magari anche nero, visto che ne hanno trovato anche ieri, l'altro ieri, visto che siamo tutti a posto, qua tutti bravi, tutti belli, tutti buoni, forse riesco a mettere ancora più soldi nella mia tasca, perché ti sfrutto e sei a posto. Ma soprattutto l'importanza della scuola, dell'insegnamento, l'importanza di integrare, di far capire anche le regole tramite la scuola, ma anche tramite la religione. Ne parleremo questa mattina con Roberto Manfrè, presidente associazione Via Firenze 21. Direte cos'è? Roberto Manfrè è un educatore e un insegnante di religione e pensate che ha portato il calcio sociale a Vicenza con nessun limite di età, diversamente agili, come li chiama la Mirella, agili, a giocare insieme per fare una
palestra di vita. E saluto anche il dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA a Treviso, perché anche qua parleremo di fragilità, di lavoro che manca. Buongiorno direttore, grazie anche a lei di essere qui. Di giovani, molti giovani in queste strutture, anche non sembra vero, ma ve lo dico io, e come vedete vi faccio vedere molte volte anche i filmati. Allora partirei proprio da Roberto Manfrè. Allora Manfrè, perché questa passione, questa vocazione, perché la sua è quasi una vocazione, prego. No, quasi. Intanto buongiorno a tutti, salute d'obbligo. No, è proprio una missione più che una passione, perché parte da molto distante. Il calcio sociale abbiamo trasformato le regole del calcio in regole di vita, questo è interessante, al di là del mio mestiere di insegnante, di educatore, di presidente di un'associazione che fa accoglienza delle persone di strada, quindi dal punto di vista residenziale, quindi ci si prende carico nelle spalle delle persone, magari italiani senza residenza, stranieri, minori non accompagnati, ragazze che vengono dalla tratta, ma veniamo al calcio sociale che è, diciamo, l'ultima attività che abbiamo creato l'anno scorso insieme con altri volontari presso il campo da calcio di San Bortolo a Vicenza. Allora, trasformare le regole del calcio in regole di vita significa questo. Ne dico un paio. Intanto non c'è l'arbitro e non essendoci l'arbitro non deleghi all'arbitro se è fallo o no, ma ci saranno 2 capitani, ogni squadra avrà 2 capitani e questi 2 capitani si parleranno e dovranno trovare una soluzione, perché il dialogo è fondamentale. Quindi già questo aiuta, no, a trasformare il calcio in qualcosa di più vero, di più reale. L'altra regolina semplice è quella che i più bravi possono segnare massimo un gol. E segnare massimo un gol significa che tutto, prima lo segni, sì certo, ma dopo ti metti in gioco per far segnare gli altri. E questo diventa, come dire, a livello proprio tattico diverso, si spezza l'agonismo e la rivalità. Perché, come dire, ti devi mettere a servizio. È servizio. Uno per tutti, tutti per uno. Ma certo che sì, perché noi facciamo un cerchio iniziale, che è un cerchio, come dire, di conoscenza, perché non siamo sempre i soliti, perché è aperto tutte le domeniche, e festività comprese, quindi a Pasqua siamo anche lì alle 3 di pomeriggio, e quello che è interessante, in questo cerchio ci si conosce, poi si fa un cerchio finale dove si condivide l'emozione che si è provata, ed è interessante. Io chiedo, ma chi ha vinto? E vincono tutti, perché c'è il primo tempo, il secondo tempo e il terzo tempo che si fa, come dire, nella sala del mangiare, del condividere, finale, sì, la finale, sì, la vera finale. Sì, esatto, e lì, come dire, si è tutti uguali, ecco. Quindi il calcio è interessante e partecipano veramente tutti. Noi abbiamo il più piccolo a 6 anni e il più grande a 86 anni, quindi c'è 80 anni di differenza che condividono lo stesso campo. Ci sono diverse abilità, no? Diverse agilità, ci sono i ragazzi autistici, ragazzi adulti anche, no? Ragazzi che hanno la sindrome di Down, deboli mentali, ragazzi del quartiere, noi dell'associazione con le nostre fragilità, anch'io che sono 120 kg, ho trovato il mio ruolo nella squadra, ed è molto interessante perché creo il cono d'ombra a 3 metri davanti al portiere. e questo diventa formidabile. Un ruolo incredibile. Perché è difficile mettere, perché se mi scartano vanno fuori, se tirano il cono d'ombra permette, ecco, quindi ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha la sua infinita bellezza, no? Nell'anima, e quindi questa va riconosciuta in tutti gli ambiti. E il servizio che abbiamo visto come lo commenta? Questa scuola chiusa, non va bene, va bene? Lei proprio da educatore cosa dice? Da insegnante più che da educatore, mi trovo spesso a combattere nei consigli di classe per le marachelle che fanno i ragazzi, allora si propone giorni di sospensione. Allora abbiamo creato 2 anni fa la possibilità per i ragazzi sospesi di venire a fare del volontariato presso il campo sportivo, e questo è un toccasana, perché gli dai l'attenzione specifica, e quando un ragazzo si sente destinatario di un'attenzione
si trasforma, perché intanto si confida, come dice San Giovanni Bosco, questa confidenza diventa e l'amorevolezza che ci si mette in questa attenzione, e diventa una leva educativa incredibile. Sto seguendo un gruppettino musicale che sono ragazzi un po' borderline ed è interessante perché quando gli do l'attenzione giusta, gli ho detto mettimi giù il programma di questo gruppo musicale, ha messo tutte le cose che mettono i giovani, io gli ho aggiunto ma la solidarietà, mettiamo dentro anche, come dire, che questa vostra iniziativa è anche per gli altri e questo diventa, sì professore ha ragione, mettiamo dentro anche questo e quindi l'attenzione diventa educazione e trasformazione della realtà. Sa perché Roberto ti ho detto educatore? Perché a mio avviso in questo momento più che l'insegnante, il professore, hanno bisogno di educatori, perché loro vogliono questo, loro vogliono delle regole, vogliono essere al centro dell'attenzione, vogliono essere intrigati, devono sbagliare, dobbiamo dare la possibilità di sbagliare per rialzarsi, se no questi non si rialzano più se non sbagliano, questi genitori che continuano con sta bolla, guai a fare qualsiasi cosa perché ti sporchi, perché ti fai male, perché non sei all'altezza, perché non sei ancora cresciuto, non si va da nessuna parte. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Giorgio Pavan, Roberto Manfrea che ha detto una cosa bellissima, primo, secondo e terzo tempo. Lei fa proprio questo, primo, secondo e terzo tempo, che è l'ascolto, che è la cosa fondamentale. Ogni ascolto deve avere il suo tempo e un ascolto particolare. Prego, direttore Pavan. Intanto sono d'accordo una volta tanto con te quando parli di educazione e non di insegnante, perché l'insegnante insegna nozioni e l'educatore insegna la vita e introduce elementi di passione che sono la chiave di volta, insomma, per i ragazzi. Il terzo tempo è ciò che differenzia uno sport maturo come il rugby da uno sport immaturo come il calcio, diciamo quello che ordinariamente conosciamo. E peraltro non conoscevo questa esperienza, ma è molto interessante. Io ne conoscevo un'altra a Facendi Pedavena, dove c'era una comunità di ragazzi disabili, un mio amico Aldo Bertelle che ha fatto partecipare una squadra proprio in terza categoria, l'ultima delle categorie, però insegnando a questa squadra, diciamo, a stare in campo anche perdendo, però rispettando le regole, perché ad esempio quando vieni fuori da famiglie dove le regole non ci sono, poter imparare a fare le regole, il sacrificio dell'allenamento, il tema, come dire, di concepire una squadra come un gioco, serve anche proprio come modello educativo. Quindi complimenti a Roberto, che si vede non solo dalla stazza ma soprattutto dalla passione che ci mette di cambiare un po' asse, modo di vedere le cose. E all'interno delle nostre scuole abbiamo tanta necessità di persone di questo tipo che danno una possibilità ai ragazzi. L'ultima cosa sta nel numero, già la Gelmini nel 2010 aveva superato già Salvini, che parla del 20%, la Gelmini ha già normato la cosa al 30%. Io credo che un bagno di realtà sia fondamentale. Da me lavorano circa 200 persone extracomunitarie. Mi piacerebbe che queste persone si integrassero nel nostro contesto e imparassero a parlare bene l'italiano, imparassero un po' anche le nostre regole culturali e che noi ci vedessimo, insomma, insieme in piazza e nel lavoro come persone di questo mondo, perché nessuno di noi sceglie dove nascere. Certo è che si nasce fortunati e sfortunati e quindi le persone si mettono in gioco, insomma, nella loro vita. Questo capita anche nella terza età, nessuno sceglie volontariamente ad esempio di andare in una residenza, anzi qualcuno oggi lo sceglie più di ieri, però è anche la capacità di adattarsi ai nuovi contesti e fare in modo che, come dire, chi ha una marcia in più possa essere un punto di riferimento, un educatore, ecco, in termini larghi, per tutte le persone che hanno la necessità di adattarsi a nuove situazioni, magari anche obbligati dai contesti. La disabilità, ad esempio. Direttore, la fermo un secondo perché sennò mi cade la linea. Abbiamo Andrea da Tezze, poi riprendiamo. Ciao Andrea. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io voglio parlare col signor Lacqua Barma, sì, consumo che si chiama, perché non sono stato tanto attento. Che parlava dei ragazzi che mi sono sospesi qua e là. Perché mi come Fioio che anche stanno stati sospesi e mi pensavo che era una punizione per altri genitori, no, per i fioi,
perché lui alla fine è stato a casa e non gli ha fatto niente, e invece Garagon che bisogna fare delle attività extra, perché se no sospende i titusi e sta a casa senza fare niente, insomma, c'è una punizione per i genitori più per i titusi, perché lui non ha capito la gravità della situazione di essere sospesi così, secondo me. Ecco, questo qua volevo dire che... Andrea, se vuoi lasciare il tuo numero, dopo magari lo passo a Roberto Manfredi, così magari vi mettete in contatto, perché questo è quello che ho capito, è un genitore che ha bisogno di aiuto, da soli non ce la fanno, perché veramente sono momenti che devi anche condividere questa esperienza, altro che, ma con un educatore a mio avviso, e non ce n'è. Grazie Andrea della telefonata molto importante, poi Roberto Manfredi risponderà, facciamo terminare il dottor Pavan. Prego dottor Pavan. Sì, no, mi inserisco in questo contesto nel dire che vanno pensate e ragionate bene queste cose. Noi abbiamo avuto modo di replicare ad esempio ad alcuni assistenti sociali quando ci mandavano dei ragazzi che per punizione andavano ad assistere gli anziani da noi. Ecco, noi non saremmo d'accordo con questa terminologia sul fatto che una persona possa venire da noi a fare un servizio. Ci va bene che per punizione ti tocchi seguire un anziano, ecco, dobbiamo usare parole diverse. Ma stiamo dicendo, direttore, io e Roberto non ci siamo proprio, guardate, proprio l'ha detto anche il, proprio non ci siamo, questi non pensano neppure che ci sono altre realtà che potrebbero benissimo essere individuate per supportare questo ragazzo e questa famiglia. Cosa pensi Roberto Manfredi? Rispondiamo anche a Andrea da Terze. Sì, beh, è chiaro che la scuola è un luogo educativo e quindi bisogna che la scuola si metta nell'ordine delle idee che il ragazzo è in evoluzione e quindi non si deve guardare la fotografia del momento ma avere una visione della sua storia, e allora in questa storia ci sono tante realtà e io, come dire, siamo un po' promotori di questa iniziativa delle sospensioni, ma io insegno anche a Padova, al Victory di Padova, sono parrucchiere e estetista e vogliono mettere le mani nei capelli. Avete sentito che avete stamattina di fronte a voi? No. Sì. Ciao, se fa mancare niente. No, ed è interessante che stiamo cercando un luogo, perché io non posso, come dire, non ho il dono dell'ubiquità ancora, quindi, però il mio cuore riesce ad arrivare in tanti spazi infiniti, questo è anche l'energia da dove la trovo, e quindi bisogna replicare queste iniziative perché i ragazzi hanno bisogno delle attenzioni particolari, però chi li ospita non deve far solo un servizio, deve imparare ad ascoltare con quell'ascolto attivo che ormai è letteratura, bisogna proprio imparare ad ascoltare, perché altrimenti ci sfuggono le cose belle dei giovani e si condannano solo senza, come dire, trovare quella speranza che è insita in ogni anima umana, è insita in ogni anima umana. La solidarietà, a parte che è sancita dalla nostra Costituzione, all'articolo 2, no? Che dice sì, abbiamo i diritti inviolabili, ma abbiamo il dovere inderogabile, sì, perché non deve essere derogato a nessuno, anche un ragazzo ha questo dovere inderogabile. Io proporrei nelle scuole veramente dei laboratori di volontariato, ma a tutti i livelli, dalle elementari alle superiori, che si educhino a questa cosa della solidarietà, dell'ascolto dell'altro, dell'uscire da sé, perché siamo troppo chiusi in noi stessi, gli adulti compresi. Maria in linea, ciao Maria. Ciao Mirella e un buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto volevo dire che state parlando di una situazione che è molto molto importante. Ecco, io per fortuna, come ti ho detto, li ho educati meglio possibile e sono contenta nel mio piccolo. Ecco, come mi hanno insegnato a casa mia, io sono nata alle regole. Ci sono poche regole da mettere in famiglia e ogni modo io, Mirella, ti dico solo genitori che non sono più genitori, figli che non sono più figli, e qua ogni anno c'è sempre le guerre, ma dobbiamo vivere su questa maniera qui noi. Ecco, e volevo dirti niente, intanto fatti auguri di buona Pasqua. Grazie. A te e ai tuoi ospiti e alla tua famiglia, alle loro famiglie e tutti i familiari della nostra grande famiglia di Veglia Veneti. A tutti i telespettatori un buona Pasqua
Chissà che vada meglio, come si dice sempre, ma cosa vuoi, va sempre peggio, andiamo qui. Dai Maria, bisogna essere ottimisti. Roberto Manfredi, bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Da stamattina vedremo il bicchiere mezzo pieno. Grazie cara Maria. Allora andiamo a vedere questo video, devo correre perché sono tante le cose da vedere, da commentare. Andiamo a vedere questo video che fa capire cosa fa col football Roberto Manfredi. Andiamo a vedere. Ciao a tutti, buongiorno, sono Gian Antonio, uno degli ideatori insieme a Roberto del Calcio Sociale a Vicenza. Per dire la verità è una soffiata presa a quelli di Roma, Massimo, un caro amico che l'ha organizzata nei quartieri poveri di Roma. Lo sono andato a trovare e lui mi ha detto perché non provarlo a Vicenza, e dopo qualche anno siamo riusciti a trovare un campo e anche le persone. La bellezza è che devi far giocare tutti senza paura. È un calcio ridotto rispetto al calcio a 11, si gioca in 7 più o meno, dai 5 ai 7, abili e meno abili, giovani e meno giovani, ragazzi e ragazze, con lo spirito comunitario di divertirsi. Bellissimo, mi diverto tanto. Ci sono delle regole precise, la prima è quella che uno può fare solo un gol e dopo deve fare dei passaggi, non c'è un arbitro, ci si autoarbitra, ci sono i capitani che discutano di falli o di altre cose e soprattutto si fa un cerchio all'inizio, come tra poco vedremo, e anche alla fine per dire com'è andata e raccontarci un po' emozionalmente com'è andata. È una bella iniziativa, Roberto, l'ha vista bene, ci conosciamo da tanti anni, penso siano 30 anni ormai. Ci siamo tenuti in collegamento soprattutto perché c'è sempre questa la pizza il sabato. Questo è quanto. Dottor Pavan, ha sentito queste parole di questo ragazzo? Mi sono divertito tanto. Forse abbiamo bisogno tutti di divertirci tanto. Giovani, meno giovani, tutti assieme in allegria. Una volta c'erano le sagre. E devo notare, dottor Pavan, lo dico anche a Roberto Manfredi, che forse dobbiamo puntare di questo. Perché? Perché nelle sagre vedo le famiglie, portano i nonni, i bambini fanno i camerieri, fortunatamente qualcuno ha capito che non è sfruttamento di minore perché eravamo arrivati a quei livelli là, pazzesco queste cose, solo noi possiamo pensare così, ma è successo, soprattutto metterci più assieme nel divertimento. Io devo ringraziare, voi lo sapete perché lo dico spesso, il dottor Pavan perché ha sposato per primo uno dei progetti che abbiamo portato a Villa Margherita. Oggi, in questi giorni abbiamo sentito di tutti i colori, ma avete sentito il sindaco Mario Conte che era ospite qui il lunedì, che ha detto stanno facendo solo dei lavori e poi si rientrerà. Noi abbiamo presentato il nostro progetto, facciamo il bando, c'è nessun problema. Il problema è capire di stare assieme. Quello che ha capito lei, dottor Pavan, devo ringraziarlo perché mi ha sempre supportato Roberto. Io quando facevo l'iniziativa lui c'era, non c'è problema, 1, 2, 3, quello che poteva, però partecipava. Perché si fa così fatica ad andare avanti su progetti buoni? Perché si fa così fatica a far capire che vogliamo solo divertirci, stare insieme serenamente? Giovani, meno giovani, bambini, eppure qui abbiamo i campanili. Se il mio campanile non è più alto, io non partecipo a questo progetto, perché funziona così. Prego, dottor Pavan. Perché semplicemente con l'individualismo ognuno persegue obiettivi propri, cioè il tema degli orticelli. Allora io dico questo, che come dire, sarebbe importante in una società così distribuita, diciamo così, non proprio benissimo in termini di opportunità. Credo che dobbiamo lavorare, Roberto lo fa molto bene, io cerco nel mio piccolo o grande di farlo anch'io, insomma, di dare opportunità alle persone, perché spesso le persone sono senza opportunità. Se non avessero fatto quell'iniziativa di quel campo, quelle persone non starebbero lì il pomeriggio della domenica a giocare insieme. Bisogna dare opportunità, dopo vengono in 10, in 20, in 30, in 50, per certi versi non importa. L'importante è dare opportunità alle persone che tante opportunità non ne hanno. Ho visto che Briatore è stato operato a San Raffaele al cuore, mi fa piacere per lui, però non tutti in Italia possono andare a San Raffaele a curarsi il cuore. Ma noi abbiamo il professor Gerosa che ce l'avrò poi nella seconda parte ospite, perciò di leader ne abbiamo anche noi fortunatamente. Prego, dottor Pavan.
Sì, quello che volevo sottolineare è che bisogna dare l'opportunità di base a tutti, questo è il problema di fondo, così come i ragazzi sono abbandonati a loro stessi e vanno spesso per strade impervie alla ricerca della propria identità, e io penso che alla fine si vada alla ricerca dell'amore che non c'è, insomma, o dell'amore che non viene dato, e allora tutti noi ci muoviamo per il consenso e per l'affetto, e allora una scuola, le associazioni, un contesto sociale che lavori per dare opportunità alle persone è importante. Dopo ci sono i valori. Se il valore è quello, adesso io non so se Roberto punta, come dire, ad acquistare lo stadio del Vicenza, non credo, no? Non so se punti ad andare in Serie A, non credo. Allora penso che i suoi valori, diciamo così, i suoi obiettivi siano altri. Il tema allora di rivedere quello che facciamo, anche senza grandi parole ma anche con fatti, ho visto che faceva la pizza e mettendosi in gioco tutti noi ovviamente in questo, mi sembra che sia la strada maestra, e se noi abbiamo un ruolo per età e per professione, diciamo così, bisogna dare l'esempio, ecco, bisogna dare l'esempio, ognuno facendo il massimo che può, insomma. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Caro Roberto, sono Rinaldo e ti saluto. Spero. Rinaldo? Sì, sto qua. Ciao Roberto, ascolta Roberto, mi sono amico di tuo zio Beppi. Va bene? Tuo zio Beppi? Mamma mia. Tuo zio Beppi, Donna San. Ecco, allora... Manfred. Tuo zio Manfred, ascolta. Ti ricordi che ti venivano su Grappa da Elido? Che avevo fatto il pesce e ti avevo invitati, ti venivo una decina di persone. Sì, è vero. Allora, adesso ho collegato. Ecco, ti vedo bene, vedo che riesci a una classe, sta anche da qui un po' delle volte, con Beppi, con tuo zio, che abbiamo fatto le feste, fatto le robe, ti conosco molto bene. Ah, sì, ma tanti anni fa, sì. Sì, 20 anni fa, dopo sono io diverse volte, poi ti ho invitato in montagna che ho fatto la festa del pesce, che ti con Giuseppe, sì. Vedi che arrivano dappertutto le telefonate. Sì. Grazie Rinaldo, devo chiudere perché non faccio vedere i video. Grazie, comunque ci sentiamo, mi fa piacere di questa telefonata di Rinaldo. Lo andiamo a vedere invece cosa fa l'ISRA, poi risponderà Manfred anche Rinaldo e lo saluterà, con l'intelligenza artificiale, questo progetto. Andiamo a vedere. Uno smartwatch, un tablet ed una serie di sensori domotici installati in casa. Come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per aiutare le persone con decadimento cognitivo. Parte dall'ISRA l'innovativa sperimentazione che coinvolgerà 20 persone over 65 che vivono sole e sono già seguite dall'assistenza domiciliare. Fino a settembre verranno monitorate a casa grazie a questa nuova piattaforma ed un'app integrata che prevede un piano personalizzato di interventi, dall'esercizio fisico alla stimolazione cognitiva fino alla verifica da remoto dell'alimentazione o dell'assunzione di farmaci, il tutto per potenziare le capacità residue e cercare di garantire all'anziano un invecchiamento nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile. Attualmente nella Marca si stimano 10.000 persone con decadimento cognitivo accertato, ma probabilmente sono molte di più, soprattutto nelle fasi iniziali. Il progetto mira prevalentemente alla prevenzione. Quindi anche persone che possono sentire i primi segnali di una fragilità di memoria, della incapacità di programmarsi bene le giornate, con questo tipo di progetto possono far emergere queste difficoltà e incanalarle verso anche un diritto ad una diagnosi e ad una cura appropriata. Quindi noi ci aspettiamo di intercettare anche dei casi iniziali o addirittura preclinici. Un progetto che rappresenta un concreto tentativo di evoluzione dell'assistenza domiciliare. E dopo settembre questa piattaforma entrerà nella disponibilità di ISRA, perciò di tutta la collettività. Noi auspichiamo, in collaborazione con lo numero 2, di riuscire a raggiungere più utenti anche nei paesi più distanti dai centri ospedalieri e riuscire a dare una mano a queste persone senza creargli grosso scompiglio.
Allora adesso andiamo dal dottor Pavan per capire l'importanza anche della tecnologia, però questa tecnologia che ha sempre bisogno della figura umana, gira e rigira, poi si ricade, però aiuta tantissimo. Prego, dottor Pavan. L'importante è che l'intelligenza artificiale non sostituisca quella umana, questo è importante perché sennò andiamo tutti sul fosso. Detto questo, il tema centrale, al di là delle persone che vivono da noi, che sono già tante, insomma sono 850 persone che vivono da noi, noi ci siamo posti il problema dell'isolamento delle persone anziane, sono monocleari, famiglie, guarda, oltre i 75 anni il 48% delle persone vivono da sole. E questo crea solitudine e spesso anche decadimento cognitivo. Allora, siccome non si può andare come dire, ad assisterli a casa ognuno ogni giorno, eccetera eccetera, cerchiamo di creare intanto degli ambiti di solidarietà e di buon vicinato attorno, ma laddove non si riesce perché sei distante per 1000 ragioni, insomma, proviamo ad andarci con un po' di tecnologia, ma ovviamente dietro gli schermi della tecnologia ci sono gli uomini. E allora i due grandi problemi che noi affrontiamo nella vecchiaia sono la solitudine e il decadimento cognitivo. Questi saranno i due problemi che faranno saltare il sistema, diciamo, il sistema sociale. Cercare di trovare delle soluzioni tecnologiche innovative mi sembra che sia doveroso e noi stiamo sperimentando questo per cercare di capire se questo può funzionare ed eventualmente anche integrare e modificare le cose che magari sono da migliorare. Ecco, questo lo stiamo facendo cercando di ampliare il nostro spettro d'azione a tutto il territorio dell'ULSS 2. Questo insomma è un impegno, però riteniamo che sia fondamentale. Penso proprio di sì. A questo punto noi andiamo in pubblicità. Siamo con Roberto Manfè, presidente Associazione Via Firenze 21, assieme al dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA di Treviso. Allora Manfè, perché questo nome, Via Firenze 21? Beh, molto semplice, perché non volevamo fare voli pindarici. Il primo appartamento che abbiamo affittato a Vicenza era vicino alla stazione, Via Firenze 21, che è la concretezza, il ricostruire dalla realtà e non da nomi, come dire, roboanti, ecco. Però dentro questo nome c'è una ricerca di felicità, che io ci tengo un po' come tutta la nostra realtà associativa, la felicità animata. Noi io la chiamo animata perché tocca l'anima. E anche l'animatore, io sono più animatore, educatore sì, professore sì, ma animatore dentro, perché cerca di stimolare. Noi facciamo accoglienza di disagio grave, come dire, di persone in solitudine e precarietà. Sentivo il professore prima che parlava del futuro dei nostri anziani, ma ci sono situazioni di solitudine e precarietà incredibili. Ci sono migliaia di persone in queste condizioni che non hanno casa e non hanno legami relazionali, non hanno famiglia, non hanno amici che possono sostenere. Noi abbiamo cominciato così, sono passati quasi 550 anime da noi in residenziale, che significa, come ho detto prima, prendersi carico. E ora la felicità animata è importante, perché se io non riesco a intravedere la felicità della persona che accolgo, serve qualcuno che la veda, perché queste persone qua non la vedono. Qualcuno, io se no ti trovavo, volevo suicidarmi, un signore del Marocco che aveva perso il lavoro, aveva impiantato un lavoretto, anche andava bene, dopo c'è stata la crisi del 2006 e ha perso tutto e aveva portato la famiglia qua, non aveva più nulla. Ha detto vieni su e appena loro mi ha sistemato tutta la casa per dire no, la solidarietà reciproca, no, che ci si aiuta, diventa veramente una luce. I primi cristiani vivevano un po' così, io sono un po' di quel partito, no? Oppure i francescani, proprio quello che è mio è di tutti. Logico, ci sono che i furbi, perché rubacchiano, prendono, però quella speranza non mi è mai venuta meno e ce l'ho ancora adesso, quindi devo essere sempre a bolla con l'ultima accoglienza che faccio, non posso essere stanco, perché ha bisogno della stessa intensità di amore che ho dato al prima persona accolta. Quello che però traspare anche da queste immagini, che tu hai superato la soglia della paura, quella che
purtroppo ferma questa società che non riesce a includere, che non riesce a fare comunità, questa paura del diverso, questa paura del diversamente agile, questa paura di queste persone che tu hai dimostrato non creano nessun problema, anzi tu le metti assieme, tutti assieme. Ecco, naturalmente è come una scacchiera, ognuno al posto giusto per fare cosa? Per stare assieme, per divertirsi, e non mi sembra che ci sia tutta questa paura nel vedere quello che abbiamo visto. Anzi, questo ragazzo ha detto mi sono divertito tanto. Ecco, perché questa paura? Cosa è successo? Sono riusciti a mettere gli uni contro gli altri, Roberto? Manca un percorso di pacificazione interno, perché si può vedere quando la pacificazione è un po' raggiunta, quando cominci a surfare sopra i problemi, e non è semplice, perché chi si trova immerso in difficoltà le paure diventano enormi e quindi bisogna rieducare a un percorso di felicità. Io a scuola ai ragazzi insegno 21 segreti, ve ne dico solo uno, così capite l'intensità. Il primo è questo: imparare a dire bene. Quando una persona si mette nel dialogo e sente che c'è qualcosa che stride, allora comincia un po' ad abbassare quella soglia del maledire, perché dire bene, se invertiamo la parola, significa benedire. Ma vuoi vedere che la benedizione semplice che possiamo fare tutti è quella di imparare a dire bene? Ho fatto un esperimento in classe e gli ho detto: ragazzi, voglio spiegarvi questo dal punto di vista concreto, no a parole, perché non sono segreti da credere, ma sono da sperimentare. Ho detto: ma avete visto la collaboratrice domestica che adesso dopo il Covid deve sanificare, non ha mica qualche aiuto in più? Sapete cosa è meno? È il loro lavoro. Sì, è il loro lavoro, ma quando tu stai male cosa fa? Mi porta nella stanzetta, mi porta il tè, chi lo paga quello? Boh. E dopo, quando voi arrivate, chi vedete per prima? E vediamo la signora che sono convenuti con me che era la persona migliore della scuola. Gli ho fatto vedere le cose belle di questa signora. Siete capaci a dirglielo? Quindi dire bene, la invitiamo dentro, lei viene dentro trafelata: cosa avete combinato? Subito andava in pensione dopo 2 anni, e entra dentro, si mette: no, stai tranquilla, ho detto, c'è la rappresentante a nome della classe, a nome mio, che le deve dire qualcosa, e gli elencano queste 5-6 cose belle. Del suo volto da cupo è diventato sorridente fino alla commozione. Fino alla commozione. Usciti dalla classe, perché non è finita qua, usciti dalla classe e mi dice: professore, una cosa bella così nella scuola non mi è mai capitata, mai nessuno l'ha valorizzata, magari, oppure. E poi 10 giorni prima di Natale sentiamo toc toc, la nostra porta si apre e viene dentro con un cabaret di cioccolatini e pasticcini solo per la nostra classe. E ho insegnato alla classe come il dire bene trasforma la realtà. Quindi educarci alla felicità è importante. Ecco, quindi questo era un po'... Ma è semplice anche perché noi lo vediamo tutti i giorni, cioè le parole che toccano il cuore. Delle volte è semplice ciao, ma detto in una maniera che ti tocca il cuore, perché gli occhi parlano e la parola ha un significato. La parola è una pietra terribile se usata male, perciò mi piace questo bel dire. Allora andiamo a vedere questo raduno centenario, questa presentazione in Senato. Andiamo a Padova, vediamo il servizio. Incentivi per le amministrazioni locali che pianteranno un albero per ogni anziano residente nel loro comune. La proposta di legge è stata presentata in Senato a Roma dal senatore padovano Antonio De Poli insieme al sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon, vicepresidente di ANCI Veneto. La proposta, che unisce ambiente e sociale, è nata in occasione del grande raduno di centenari che verrà ospitato il 4 maggio nella struttura Opera Immacolata Concezione di Via Toblino a Padova e che vuole sbattere record detenuto in Australia. I centenari rappresentano nei luoghi dove vivono un esempio di buona vita, qualità della vita, quindi radunare tutti insieme vuol dire che loro sono dei testimoni della qualità della vita, quindi non è solo un raduno ma è anche un messaggio di presenza, di storia, ma soprattutto di anche un messaggio di speranza. Sono 1570 i centenari ad oggi censiti nei comuni del Veneto, di cui 98 a Padova. Collegato a distanza Walter Visentin, 103 anni, padovano, mascotte del raduno che invita tutti i suoi coetanei a partecipare. Il 4 maggio cosa c'è, Walter? 4 maggio, la riunione degli anziani, perché bisogna battere
quello che è scritto sui giornali dell'Australia. Piantare un albero significa dare valore ad un centenario che è parte della storia di una comunità e ne rappresenta le radici. Allora, questi sono gli ospiti delle RSA del nostro territorio, dove gli educatori li hanno vestiti, guardate, sono proprio loro, guardate quanto belle sono queste foto, guardate loro, l'impegno che hanno messo, guardate. Io penso che l'ISRA, il direttore Giorgio Pavan e tutta la squadra hanno fatto un lavoro meraviglioso. Guardate come vogliono farsi ricordare i nonni, le nostre nonne, e sono gli ospiti delle RSA. Chi avrebbe mai detto? Proseguite anche su quella stanza perché merita veramente che guardate questi nonni meravigliosi che forse abbiamo allontanato un po' troppo presto e forse li andiamo a trovare forse troppo poco. Allora io non finirò mai di dire grazie al dottor Pavan per questa idea assieme a tutta la squadra meravigliosa che ha a questa mostra itinerante che adesso sta seguendo un altro percorso, non è più a Villa Margherita, ma ha avuto un successo incredibile. Roberto è rimasto esterrefatto, dottor Pavan, nel vedere questa meraviglia. Prego, dottor Pavan. Beh, è un piccolo miracolo a partire dal suo nome che è profondissimo. Ogni vita è un capolavoro. Ogni vita è un capolavoro. E noi abbiamo trasformato, queste sono 32 tele che ritraggono vecchi dipinti antichi, insomma dal 400 in poi, con i nostri anziani non autosufficienti, spesso affetti da demenza, un progetto fatto assieme ai familiari, ai volontari, dove non è stato acquistato nulla perché siamo andati a rovistare nei bauli di casa e ognuno portava delle cose. Abbiamo creato proprio un set, diciamo così, fotografico, ed è stata un'esperienza straordinaria. Molte di queste persone sono già morte ma vivono ancora in noi in tutta la loro potenza. Questa mostra ha avuto un successo incredibile e sta girando per tutta l'Italia, insomma. Ecco, volevo che si sapesse perché avete fatto veramente qualcosa di importante. Ecco, questo ricordo rimarrà per sempre, non c'è niente che potrà cancellare questo ricordo, perché è anche a quelli che continuano, ecco, a fare questo percorso, penso che siano dei ricordi anche per loro veramente importantissimi, che danno quell'energia di dire sono ancora qua, ce la farò ancora e sempre avanti. Sì, ma guarda Mirella, c'è un elemento fondamentale ed è che se c'è anche un
un catalogo, insomma, ma se uno si ferma a guardare negli occhi della persona, sono occhi che ti guardano dentro senza tempo. È vero, l'occhio non ha età, è vero. Ti fanno guardare, guardare dentro. Abbiamo Giorgio da Vicenza, vai Giorgio. Niente, io voglio ringraziare il signor Roberto, innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori e fargli i miei migliori complimenti e auguroni, che continui così, grazie. Grazie Giorgio, Madonna Roberto, mi fa piacere veramente. Sì. Allora come commentiamo? Rispondiamo anche a Rinaldo, che ti ha salutato anche Rinaldo, a Giorgio e questa mostra che ti ha colpito, questi centenari del presidente Mattarella, prego. Sì, ha detto bene dottore che l'occhio ci interroga. C'è stato un grande letterato Levinas, Emanuele Levinas, che dice che ci costituisce ontologicamente, cioè ci trasforma all'interno, e questa è anche un po' la nostra filosofia di associazione. Più relazioni abbiamo, più persone diventiamo, ed è proprio questo sguardo, questo volto che bisogna imparare a vedere e ad ascoltare. Questo sto cercando di portare un po' nella scuola, di uscire da sé per l'incontro, perché l'incontro ci fa veramente persone. L'isolamento ci fa individui, l'individuo non ha futuro, no? E quindi la nuova profezia è proprio l'incontro dello sguardo dell'altro. Ringrazio Rinaldo, Giorgio e anche Giuseppe Donazzà, che è stato il compagno di mia mamma per tanti anni, che mi ha fatto da papà, quindi perché lo si ricorda, ecco, perché quando è morto mio papà ero piccolino, avevo 6 anni. E quindi c'era questa figura per me splendida. Un'altra cosa che volevo chiederti, ma su questo progetto meraviglioso di inclusione, di comunità, le istituzioni ti supportano, Roberto? Tasto dolente, nel senso che sono andato a bussare un po' le varie istituzioni, il comune, anche la chiesa in qualche modo, no? Per avere dei locali. Adesso sono passato alla prefettura, però vedo che la provvidenza in qualche modo ci aiuta. No, bisogna partire dal basso, sono le energie dal basso che trasformeranno il futuro. Quindi poi io sono dell'idea che bisogna trasformare cioè che la realtà che noi viviamo dobbiamo trasformarla un po', non tanto, e quindi come principio, anche come regola, no, di felicità è quella di Baden-Powell, no? Lasciare il mondo un po' migliore di come si è trovato, e quindi questo è quello che io faccio dal basso. Allora, io vivo questa situazione di Villa Margherita Inclusiva, progetto che festeggi 4 anni quest'anno, e si è interrotto perché ci sono dei problemi all'interno della villa che il sindaco sta mettendo a posto. Quello che però rammarica, Roberto, è che qualcuno vuole segare, nel senso che cercano di appigliarsi a degli appigli burocratici senza invece capire qual è l'obiettivo, oppure venire a vedere, ecco, interfacciarsi, comunicare con quelli che ci sono dentro, perché non è dentro che ci sia solo Mirella Tuzzato, dentro ci sono, e può confermarlo il dottor Pavan, tantissime associazioni, il CONI, il CIP, l'ULS 2, altre realtà più piccole, l'ISRA, la Lepido Rocco, la scuola. Però in qualche maniera hanno cercato di colpire questo sindaco che ha messo a disposizione questa villa inclusiva proprio alla comunità. E quello che fa spavento sono quelle che fanno della comunità e della solidarietà come la bandiera. E questo è un popolo anche di sinistra, oltretutto lo dico perché è anche la verità. E questo fa molto male, perché hanno detto siamo andati a vedere, ma perché non ti sei presentato quando sei venuto a vedere, visto che eravamo là tutti per capire come si poteva ragionare assieme. Ecco, dottor Pavan, questo cosa le fa capire? Che forse qualcuno che dovrebbe supportare invece sta facendo solo un gioco politico, perché sono tutti in campagna elettorale e non gliene frega niente della solidarietà, dell'inclusività, del stare assieme. Prego, dottor Pavan, lei sa benissimo perché l'ha vissuta questa storia con me. Il mio appello è il 5° emendamento.
Grande dottor Pavà. No, però dispiace, sa perché? Per questi familiari che finalmente avevano trovato, a parte che si tratta di qualche giorno, qualche tempo, e poi si metteranno a posto queste cose, perché sono anche ville antiche, hanno bisogno anche di essere messe, delle volte si rompe qualcosa. Però ecco, questo cercare di far male, perché sa, finché colpiscono me chi se ne frega, anzi più mi colpiscono e più mi piace andare avanti, ma quando mi colpiscono le fragilità allora divento cattiva, allora divento proprio cattiva, perché queste fragilità non sanno difendersi, non hanno voce, Roberto, è quello che fa male. Ma come? Tu stai dicendo adesso sono arrivato in prefettura, perché fino adesso risposte non ne ho avute. Eppure abbiamo veramente un'immensità di ville venete, di posti chiusi a chiave, nel degrado totale, ma meglio il degrado che darlo a un'associazione, o sbaglio, Roberto? Anch'io mi appello al quinto. Mi lasciate sola a combattere. Esatto, vabbè, combatto da sola, combatto da noi sola. stiamo combattendo dal basso con quello che voglio dire, con le se armi posso, Mirella, prego. dico in modo più un po' evangelico, direi che bisogna allenare e aiutare anche chi ci sta attorno a guardare con sguardo buono e inclusivo, ecco, quello che ci sta attorno e anche ciò che è diverso da noi. A Roberto auguro tante buone cose, ricordando che, come dire, i suoi 120 kg aiutano l'organizzazione, insomma, di questa associazione. Il tema del coinvolgimento delle istituzioni non è per farci vedere belli, è per creare strutturalmente una continuità a queste cose al di là dei 120 kg, cioè è fondamentale che le cose vadano oltre noi stessi, che magari ci dedichiamo, abbiamo alcune caratteristiche, chissà quali patologie, insomma, ma dedichiamo anima e cuore alle missioni, diciamo così, che sentiamo dentro. Le istituzioni è importante che capiscano queste cose, perché danno continuità oltre, perché capiscono l'importanza sociale di queste iniziative, che non possono nascere e morire, diciamo così, sulla base, come dire, solo su una singola persona o un piccolo gruppo di persone che magari può andare in crisi per mille ragioni, insomma. Allora io ringrazio il dottor Giorgio Pavà, direttore dell'ISRA Treviso, di essere stato con noi, di portare avanti questa mostra itinerante che è meravigliosa, di salutare non solo i centenari, le centenarie che ne ha tantissime, ma tutta questa squadra meravigliosa delle RSA che dobbiamo ringraziare, perché se non ci fossero dovremmo veramente creare un altro spazio, un'altra realtà che non abbiamo la possibilità di avere. Perciò evviva questa RSA, dove veramente io ci vado e vi posso assicurare che forse anche qualche intervento di familiari all'interno con queste figure diversamente giovani non farebbe male, perché conoscerebbero una realtà diversa e forse sarebbero anche meno sole. Grazie al dottor Giorgio Pavà. Pubblicità, rimane con noi Roberto. Ecco. Grazie, arrivederci. Ed è veramente un onore per me ospitare il professor Gino Gerosa, cardiochirurgo all'Università di Padova. Buongiorno professore, grazie di essere qui, veramente grazie, perché per noi è molto importante conoscere, capire, avere anche la trasparenza su questi interventi incredibili. Siamo nel 2024, un cuore fermo da 45 minuti, operare a cuore fermo da 45. Cosa ci racconta? Professor Gerosa, ancora grazie, la saluta anche Roberto Manfrè, presidente associazione Via Firenze 21, anche lui con le fragilità. Prego professore. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e ai suoi ascoltatori. Non abbiamo fatto nulla di eccezionale, abbiamo semplicemente dimostrato che era possibile utilizzare per il trapianto di cuore anche quei donatori in cui l'accertamento di morte non è con criterio neurologico, ma è con criterio cardiologico. L'accertamento di morte con criterio cardiologico nel mondo anglosassone è limitato ad un elettrocardiogramma piatto per 2 o 5 minuti. In Italia l'accertamento di morte con criterio cardiologico è legato all'esecuzione, alla registrazione di un elettrocardiogramma piatto per 20 minuti, e quindi si pensava che in Italia
non si potessero utilizzare i cuori, mentre sono già stati utilizzati rene, fegato, polmoni da quel tipo di donatore, e noi abbiamo dimostrato che invece era possibile con successo utilizzare anche il cuore. La cosa importante non è tanto il primo intervento fatto a Padova e dunque nel mondo nel maggio dell'anno scorso, ma il fatto che da quel momento in ben 7 centri di trapianti di cuore in Italia sono stati eseguiti 19 trapianti con quelle caratteristiche e tutti quanti andati bene, quindi questo è importantissimo perché abbiamo aumentato di un 10% la quota di cuori disponibili per dare una risposta a quei pazienti affetti da scompenso cardiaco terminale e che vedono nel trapianto di cuore l'unica possibilità di sopravvivenza. Guardi professore, sono felice che lei l'abbia detto perché noi non conoscevamo questi numeri, se non gli addetti ai lavori o qualcuno che è molto oculato, nel senso che sa gestire anche determinati mezzi per avere queste informazioni che sono fondamentali per la speranza. Io ieri, professor Gerosa, ho avuto il presidente regionale dell'AIDO e lui ha detto veramente l'importanza dei numeri, dei passi avanti che si è fatto anche nelle donazioni, non tantissimi ma qualcosa in più, e questo è dovuto anche all'informazione che arriva, ad avere meno paura di donare, di sapere che dietro quella porta c'è un professor Gerosa che sta cercando di farti vivere, non di farti morire, c'è un'equipe che veramente sta cercando in tutte le maniere di ridarti una vita. Sono rinato. Ecco, questa è la mia domanda, professore, il grande intervento, tutto quello che vuole, però la felicità di vedere questo paziente che ti guarda, come diceva il dottor Pavan, con questi occhi diversi, che ti ringrazia, ma non riesce neanche a parlare, però gli occhi parlano. Questa è un'emozione, professor Gerosa, che penso che non ci sono soldi che possono ripagarla, o sbaglio, professore? Ha perfettamente ragione, perché quando parliamo di pazienti che vengono operati a cuore, sono pazienti in cui la differenza, soprattutto per quelli affetti da scompenso cardiaco terminale, è tra vivere e morire. Quindi capisce anche lei che il punto di arrivo finale è un punto molto molto forte, e quindi, come giustamente dice, è la riconoscenza del paziente che ti guarda con quegli occhi è un qualche cosa naturalmente che ti ripaga di tutte naturalmente le difficoltà che uno incontra per riuscire ad arrivare a quel punto, e quindi benvengano quei risultati, benvengano quegli sguardi da parte dei pazienti. Professor Gerosa, un'altra cosa, si parla molto di intelligenza artificiale, però anche dietro questa nuova tecnologia importantissima c'è sempre la figura umana, gira e rigira, poi è sempre la figura umana che è l'importante di questa intelligenza artificiale. Cosa ne pensa, professor Gerosa? Allora, guardi, a Padova la settimana scorsa si è tenuto un grossissimo convegno organizzato dall'Università di Padova e da Regione Veneto sull'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, sulle nuove tecnologie, e lì mi hanno invitato a presentare una relazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie in cardiochirurgia, e mi viene il sospetto che lei abbia sentito la mia relazione, perché ha esattamente citato i punti salienti in cui ben venga l'intelligenza artificiale, ben venga perché ci mette a disposizione tutta una serie di informazioni, andando a fare uno scanning di tutto quello che è rintracciabile nelle pubblicazioni scientifiche, ma l'intelligenza artificiale non può sostituire due cose, che sono il fattore umano ed il coraggio. E allora ho portato come esempio proprio il trapianto da donatore a cuore fermo. Se avessimo utilizzato l'intelligenza artificiale e avessimo chiesto all'intelligenza artificiale: è possibile eseguire un trapianto da donatore a cuore fermo con un arresto superiore a 20 minuti, l'intelligenza artificiale avrebbe guardato tutto quello che era pubblicato in letteratura e quindi i report dei colleghi nordamericani, dei colleghi anglosassoni, che ci avrebbero detto: per fare un trapianto da donatore a cuore fermo l'età media del donatore non può essere superiore ai 30 anni e il tempo di arresto cardiaco non può essere superiore globalmente ai 30 minuti, considerando anche il periodo pre-arresto. E quindi la risposta che ci dava l'intelligenza artificiale è: non si può fare. In realtà il fattore umano
ed il coraggio, che è l'altra cosa che manca all'intelligenza artificiale, ci ha dimostrato che, e non faccio riferimento al caso di Padova, ma faccio riferimento ai 7 centri di trapianto di cuore in Italia e ai 19 trapianti eseguiti in Italia da maggio ad oggi, in cui abbiamo dimostrato che l'età del donatore può essere anche superiore ai 30 anni e che il tempo può essere superiore ai 45 minuti. Quindi, come vedete, l'intelligenza artificiale ci può aiutare, ma non è solamente quello del quale abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno anche del fattore umano, cioè la capacità dell'uomo di discernere ciò che sarà possibile fare in presenza di informazioni alle quali accede anche l'intelligenza artificiale. Spero di essermi spiegato. Benissimo professore, non avevo letto la sua relazione, mi fa piacere, sono stata premiata dal professor Gerosa e questo mi onora veramente professore, grazie, perché è una domanda che mi è venuta spontanea. Sì, va bene tutto, però penso che tanti a casa poi ci facevano questa domanda, sì, ma l'uomo, la figura umana dove la mettiamo? È là che ci giochiamo tutto. Allora, prima di passare a Giusy, devo salutare anche l'avvocato Antonella Tocchetto che è qui con noi. Grazie avvocato di essere qui. Allora do la parola a Giusy, poi sentiamo l'avvocato cosa ne pensa, perché fra poco anche questi professori devono stare attenti a tutto, perché sono anche come questi comitati di familiari, sì, hanno paura di tutto, ma cosa è successo? Andiamo a sentire cosa dirà l'avvocato che si occupa anche di queste cose, ma diamo la parola a Giusy. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi illustri ospiti e auguro a tutto il mondo, Mirella, perché siamo in tutto il mondo, una serena Pasqua, perché qui non ce la facciamo più. Poi volevo chiedere al professor Gerosa, ho sentito Briatore su Facebook, su internet, che ha detto che ha avuto l'intervento di un tumore benigno al cuore. Non ho mai sentito addirittura che il tumore venga anche al cuore, professor Gerosa. Ha detto che bisogna farsi sempre ogni anno il check-up, lui l'ha fatto 2 anni fa, non c'era niente e ha trovato questo. È una cosa impressionante, non ho mai sentito al cuore, insomma un tumore al cuore. Mi può dare una spiegazione? Grazie dottor Gerosa e grazie a tutti. Allora, prima di rispondere a Giusy col professor Gerosa, salutiamo Antonella Tocchetto. Allora, avvocato, cosa ci racconta, cosa ci dice lei proprio che si occupa anche di queste realtà, delle fragilità anche? Prego. Allora, saluto il professore, saluto tutti voi, ma soprattutto avrei fatto anch'io la domanda al professore che ha fatto Giusy. Allora, la questione della colpa medica è una questione che nelle nostre aule dei tribunali purtroppo si presenta molto spesso. C'è anche da dire che a volte i professori o comunque l'equipe medica tenta di fare di tutto per salvare una vita e non sempre ci riusciamo, perché sono bravissimi i professori e lo ha dimostrato, però insomma poi la causalità umana e l'impossibilità in certe occasioni di risolvere e di recuperare la vita di un paziente purtroppo è nella natura delle cose. Diciamo che negli ultimi anni ci sono stati tante cause, forse alcune anche eccessive, ma c'è anche un tribunale dei malati che sta funzionando, poi ci sono stati anche degli errori medici effettivamente reali e che hanno comportato la morte del paziente e ovviamente poi il risarcimento danni alle famiglie. Però diciamo l'equilibrio è molto delicato, perché da un lato c'è la perizia medica, io penso che nella maggior parte dei casi, anzi penso in tutti i medici tentino proprio di fare il possibile per salvare il paziente o per trovare, come dire, la via giusta per farlo guarire. Però insomma la difficoltà della materia, la difficoltà delle situazioni non sempre porta a buon fine e poi da qui appunto scattano le cause mediche che in molti casi sono state, ripeto, abusate, ma in tanti altri invece si è proprio dimostrato che l'impossibilità di poter intervenire scientificamente per la salvaguardia della persona e quindi per ridare la vita alla persona ha dimostrato magari qualche CTU nei tribunali, nei nostri tribunali, che la perizia era stata, cioè che l'intervento medico era stato perfetto, ma purtroppo la situazione ha comportato che il paziente non ce la facesse. È un tema molto complicato, delicato,
diciamo così, uso un termine sbagliato, ma per dire che giuridicamente e professionalmente è anche affascinante, e si viene a contatto con realtà molto delicate, molto difficili, ma molto interessanti, perché chiudo dicendo che lo studio medico e scientifico sta facendo veramente dei progressi incredibili. Allora, professor Gerosa, questo tumore al cuore non l'avevamo mai sentito, anche l'avvocato ha detto una domanda che avrei fatto anch'io. Ecco, come commenta? Prego, professore. Allora, i tumori al cuore purtroppo ci sono. E ci sono tumori al cuore benigni, esattamente quello a cui faceva riferimento la sua ascoltatrice con la domanda, e non più tardi di una settimana fa abbiamo eseguito lo stesso intervento in un paziente proprio con un tumore benigno. Purtroppo ci sono, e questi sono, l'intervento cardiochirurgico è risolutivo, perché viene rimossa la massa tumorale benigna ed è completamente risolutivo. Mentre dal punto di vista del rischio per il paziente, la permanenza della massa, immaginate di avere una palla all'interno di una delle cavità cardiache che si muove, che si mobilizza e che può andare ad occludere una delle valvole, soprattutto le valvole atrioventricolari, quindi tricuspide piuttosto che mitrale, determinando la morte del paziente. Quindi una volta rimossa quella neoformazione, il paziente torna in condizioni ottimali. Terribile invece quando abbiamo la presenza di tumori cardiaci maligni, in cui naturalmente anche la rimozione della massa purtroppo non è risolutiva, e questo può portare a morte il paziente. E quindi sì, la risposta per la sua ascoltatrice è sì, ci sono i tumori cardiaci, come tutti i tumori vengono distinti in benigni e maligni. Quelli benigni non comportano grosse problematiche per il paziente, una volta rimosse il paziente è sostanzialmente guarito. Male invece per quei pazienti con tumori maligni, perché naturalmente questi possono portare al decesso del paziente stesso. Invece ho molto apprezzato le parole dell'avvocato, ho trovato molto equilibrata. L'avvocato sa che il problema più grosso in Italia non è tanto quello del contenzioso medico-legale, quanto di questa dicotomia rispetto ad altri stati esteri, in cui non c'è solamente il civile ma c'è anche il penale, e questo naturalmente crea problemi un pochino più complessi, che però mi sembra che si vogliano risolvere. Professor Gerosa, una volta si diceva è andato ad operarsi in America perché in America, ecco, è il massimo del massimo che si possa fare. Io direi che forse siamo riusciti a avere delle eccellenze che il mondo ci invidia. Abbiamo delle università che il mondo ci invidia. L'università è nata qui in Italia. Le eccellenze, ecco, come la sua, abbiamo delle eccellenze nel campo veramente chirurgico, sanitario, di ricercatori che sono veramente i numeri uno. Eppure io voglio la sua riflessione su quello che sta avvenendo anche come ricercatori, come medici, come anche chirurghi che vanno all'estero perché non trovano soddisfazione. È vera, non è vera? Perché sai, ho avuto dei politici che hanno detto che non è assolutamente vera questa cosa, che non c'è questa fuga di cervelli. Lei cosa mi risponde, professor Gerosa? Beh, potrei rispondere dicendole che in realtà potremmo utilizzare meglio gli human power, le risorse umane che le nostre università hanno preparato, mantenendole in Italia. Ma purtroppo il riconoscimento economico all'estero è migliore che in Italia, quindi questo spinge molti medici a lasciare l'Italia e ad andare a lavorare nei paesi europei o extraeuropei, perché soprattutto nei paesi europei il riconoscimento della professione medica è di altro tipo. Però qua entriamo in un ambito, in una serie di discussioni senza fine, però il problema c'è, nel senso che effettivamente c'è una certa, transumanza, osmosi di medici, di neolaureati che cercano all'estero quelle soddisfazioni economiche che in Italia non possono trovare. Però, tornando alla parte iniziale della sua domanda, devo garantirle che per quanto attiene, io parlo della mia specialità perché sono un cardiochirurgo, quindi posso parlare della cardiochirurgia, ma credo che possa essere esteso ad altre branche specialistiche, i risultati in ambito cardiochirurgico italiano non hanno nulla, ripeto, nulla che invidiare con i migliori centri non solamente europei ma anche nordamericani, e in alcuni casi devo dire che sono anche migliori.
Ecco, la ringrazio perché sono stanca di sentire che va tutto male, che non è un paese felice, invece abbiamo delle eccellenze che vanno supportate, che bisogna dire grazie, perché grazie a questo possiamo avere una nuova vita. E avete detto poco, io che starei qua 700 anni, professore, perché sto tanto bene qua, anzi se ho qualcosa vengo, sa professore, faccia quello che vuole ma mi faccia vivere, perché io sto proprio bene qua. Roberto, ecco, educatore, insegnante, la mia domanda a te è questa, l'etica. Cos'è l'etica per Roberto Manfrè? Beh, l'etica è un percorso interno, interiore, dove bisogna fare i conti con l'assoluto, quello che ognuno ha, come dire, ognuno ha un'idea di assoluto un po' diverso. Noi abbiamo la Chiesa Cattolica che ci dà un'immagine, però dopo si gioca tutto nella propria immagine. Noi siamo immagine dell'infinito e quindi dobbiamo scavare dentro questa immagine di noi stessi e trovare qual è il percorso di pacificazione interno di quell'inquietudine che ogni uomo ha. Siamo Capax Dei, dice Sant'Agostino, quindi l'etica si gioca in questo percorso e ognuno lo deve fare da solo, dobbiamo trovare delle risposte all'interno. Qui non posso dare delle frasi fatte o dei pensieri, ma ognuno deve trovarle internamente. Io quando insegno ce l'ho ben chiara questo percorso mio interno e lo insegno attraverso quei 21 segreti della ricerca sulla felicità, che non sono da credere ma da sperimentare, cose molto concrete. E quindi, ad esempio, un'altra chicca, che bisogna imparare ad agire e non reagire, quando in tanti contesti c'è più la reazione che l'azione, e quindi quando uno si mette nell'ottica di agire deve capire il bene di sé ma anche dell'altro. Quello che fa il professor Gerosa, sì. Quello che fa il professor Gerosa, l'etica, l'agire, ecco, per il bene di questa persona che ho di fronte. Ecco, per lei l'etica, poi sentiremo anche l'avvocato Tocchetto. Prego, professor Gerosa. L'etica è il motore fondante, soprattutto quando si vogliono sperimentare ad abbracciare nuovi campi non precedentemente conosciuti. L'ha fatto prima l'esempio del trapianto da donatore a cuore fermo. Quello era un campo non conosciuto e quindi ci siamo avventurati in un territorio come dire, che non era ancora stato standardizzato, e naturalmente quando ti avvii in questi percorsi devi avere un'etica molto forte, un'etica fondamentale, perché altrimenti il percorso rischia di essere fallace. Quindi noi ci muoviamo. Si ricorda che prima le ho detto che l'intelligenza artificiale manca di due cose, il fattore umano e manca del coraggio. Allora, qual è alla base dell'innovazione tecnologica? La base dell'innovazione tecnologica, e quindi in chirurgia dell'identificare nuovi interventi cardiochirurgici, sono l'esperienza, perché naturalmente il volume di attività che hai prodotto ti dà esperienza, la creatività, cioè la capacità di identificare dei percorsi che nessuno aveva identificato precedentemente, perché sono lì e che possiamo abbracciarli, e poi il coraggio chirurgico. Allora faccio sempre questo esempio quando dico qual è la differenza tra un chirurgo che fa un nuovo tipo di intervento che non è mai stato fatto precedentemente e un criminale di guerra nazista che in un campo di concentramento sperimenta un qualche cosa. Beh, quella parolina a cui faceva riferimento il dottor Manfrè, che è l'etica, quella parolina magica che è l'etica, nel senso che nel caso del criminale nazista lui fa semplicemente un qualche cosa per dare una risposta a una propria curiosità scientifica, e non gli importa che quello che farà porti un beneficio o un maleficio al soggetto che va a trattare, mentre quando esegui un primo intervento non puoi avere la certezza, perché quella non puoi avere fin tanto che non l'hai fatto, ma hai una sostanziale sicurezza che quello che farai porterà un beneficio al tuo paziente, e quindi l'etica diventa un momento cogente e fondante per qualsiasi atto che coinvolga il rapporto medico-paziente. Abbiamo Raffaella in linea. Ciao Raffaella. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io telefono per fare i complimenti un po' a queste tre figure importanti. Parto dal presidente dell'associazione Via Firenze, perché io in questa mattina sto seguendo un po' la trasmissione con i miei figli, e un bambino di 6, una ragazza di 16 con una difficoltà, ha una
disprassia, un mutismo e quindi una disabilità. È una ragazza di 17 anni, mi hanno detto mamma chiama e di che è una cosa bellissima quello che sta facendo. Ci piacerebbe anche a noi avere questa esperienza a Treviso. Perciò mi sono emozionata e ho detto devo ringraziare, grazie Mirella e al tuo team che ha avuto questa idea di avere ospite una persona così speciale. Ringrazio il medico cardiochirurgo perché io personalmente, se non avessi avuto dei medici molto bravi, non avrebbero salvato la vita a persone a me care, familiari e figlia. Perciò la cardiologia ha fatto passi in avanti immaginabili, un pacemaker a volte in un giorno si ha la risposta e ci si salva la vita. Quindi grazie a questi medici che con etica, con cuore e con molta professionalità veramente affrontano tempeste e piogge, ma per noi ci regalano la vita e io li ammiro e grazie anche alla categoria degli avvocati perché fondamentalmente diventano anche informazione per noi cittadini, non sempre un motivo per, tra virgolette, andare in un tribunale, perché spesso è importante rivolgerci a queste figure per avere delle informazioni che ci servono a capire nella vita di più. Perciò grazie Mirella per questa giornata, come tutte le tue volte di trasmissione, perché affronti temi importanti. Scusate l'emozione, ma io mi emoziono quando ci sono cose così. Arrivederci, buona Pasqua a tutti. Allora ti tranquillizzo Raffaella perché ho già invitato Roberto Manfrè a Treviso. Raffaella fa parte delle associazioni Abbracciano le associazioni che ti dicevo prima, Roberto, questa mamma che ha adottato questi 3 bambini dalla Russia. Li ha portati a casa tutti e 3 per non dividerli, non sapeva che questa ragazza aveva questo problema, se ne è accorta dopo, ma ha cercato e sta cercando di dare il meglio. Naturalmente i paletti che trova questa mamma sono incredibili, sono dei paletti che ha messo la politica, mettendo avanti la burocrazia, mettendo sulle poltrone persone che non meritano di sedere su quella poltrona, invece di essere supportata questa mamma, nonostante 2 ricorsi al TAR vinti, ancora Lisa a casa. Questa è la verità, capite bene come funziona. Allora a lei la parola avvocato, etica, questa mamma che nonostante tutto sta cercando di combattere per questa ragazzina, che lei non vede una ragazzina diversa, lei vede sua figlia che ha il diritto di andare a scuola e sta combattendo. Prego avvocato. Beh, allora, intanto ringrazio Raffaella per le parole che ha detto, per la trasmissione che condivido. So bene anche che cosa vuol dire adozione, affido e le burocrazie che si mettono in mezzo e non salvaguardano né i bambini che hanno necessità assoluta di avere un affetto e una famiglia che li accoglie in sé, e né la famiglia che nella gran parte dei casi, adesso io appunto non conosco la questione specifica di Raffaella, ma nella gran parte dei casi viene ostacolata, non aiutata, cioè spesso i servizi sociali aiutano inizialmente, poi le famiglie non trovano più risposte ai loro problemi, perché molto spesso queste adozioni hanno anche un'altra faccia della medaglia, delle difficoltà di magari anche di salute delle persone che sono state adottate magari in condizioni dove il ragazzino era magari in una struttura ma non si sapeva nulla di lui. Quindi un plauso a tutte queste persone che pur nelle grandi difficoltà del percorso non si arrendono e continuano a combattere. Io veramente faccio un applauso in diretta. Poi devo dire che la questione, il discorso parola della appunto etica, ma dell'agire e del come dire, non aggredire, io lo trovo veramente molto interessante. Lo trovo interessante anche perché molto spesso l'accusa che fanno agli avvocati è di non avere etica, perché magari difendono la persona che ha violentato, difendono l'omicida. Però anche gli avvocati, come dire, hanno un codice etico che è il codice del comportamento e della deontologia professionale, e non bisogna mai confondere l'etica, cioè il lavorare con correttezza
correttezza e professionalità rispetto all'azione dell'avvocato che, come prevede la Costituzione, che garantisce a tutti il diritto della difesa, prende anche le difese di soggetti che per l'opinione pubblica sono delle persone spregevoli da, come si dice in gergo, da prendere e mettere in galera e buttare via la chiave. Invece gli si dà un diritto della difesa, perché anche loro, seppur sbagliano, hanno diritto, come dire, ad avere l'applicazione del codice penale, del codice di procedura penale. Però molto spesso nell'immaginario collettivo gli avvocati risultano le persone meno etiche dal punto di vista professionale. Questo gliene diamo atto, perché è la verità quella che lei sta dicendo, che io personalmente condivido. Forse dovrebbero pensare più all'etica queste figure, veramente, che di questa parola dovrebbero farne un vanto. Professor Gerosa, c'è stato questo dibattito mesi fa sul fine vita. Questo fine vita che forse anche culturalmente non siamo stati preparati. Però le idee molto chiare io penso che ognuno di noi le abbia. Le abbia nel senso, io cosa voglio fare della mia vita? Sono io che devo decidere della mia vita e sono io che devo decidere in base a quello che sento e a quello che ho attorno. Lei che idea si è fatto su questo grande dibattito che c'è ancora, che prosegue ancora? Lei che sul fine vita, questa vita preziosa, questa vita che io ti posso dare ma ti posso anche togliere. Ecco, che idea si è fatto lei di questa politica che... non della politica, e non voglio, per carità, ma che arriva sempre a gamba tesa su cose invece che dovremmo decidere noi. Ecco, questo referendum che non è stato voluto fare, ho fatto fare il referendum sulle trivelle che non sapevamo neanche cos'erano, cosa votavamo, perché il fine vita è una parola che fa paura, è una parola che ti impegna molto e soprattutto hai paura di perdere o di vincere, allora elimino. Prego, professor Gerosa. Allora, c'è stato recentemente un convegno dove avevano invitato a parlare a Verona, proprio focalizzato su questi temi, e ho portato ad esempio proprio il trapianto da donatore a cuore fermo, perché quei donatori sono i donatori in cui si applica la desistenza terapeutica. La differenza tra eutanasia e desistenza terapeutica è importante. Dobbiamo stare attenti perché è un percorso piuttosto sdrucciolo, in cui l'eutanasia è un atto attivo, mentre la desistenza terapeutica è un atto passivo. E allora dobbiamo coniugare desistenza terapeutica e cure palliative. Quindi potremo prendere in considerazione il discorso fine vita, che in effetti poi la desistenza terapeutica in qualche modo lo affronta in maniera diversa rispetto all'eutanasia, nel momento però in cui abbiamo dato ai pazienti le opportunità di cure palliative reali ed efficaci. E allora a quel punto forse potremo chiudere quel cerchio, perché altrimenti rischiamo di identificare alcuni argomenti, alcuni topics importanti che impattano anche l'immaginario collettivo, ma dimenticando lo scenario completo. E quindi ecco che le cure palliative diventano un momento importante e fondamentale per gestire i momenti più dolorosi per i pazienti del fine vita. Molto chiaro, la ringrazio. Abbiamo Mirella da Riese. Vai Mirella. Ciao Mirella e buongiorno, sono ospiti. Volevo parlare di endocardite, che mio marito 3 anni fa è mancato, proprio il periodo del Covid, e volevo sapere questo battero che va nel cuore, come succede? Un mese all'ospedale e dopo è mancato? Volevo sapere qualcosa di questa endocardite. Ecco. Grazie Mirella, ti risponderà subito dopo il professor Gerosa. Di aver sentito devo correre purtroppo, perché sapete che il tempo è tiranno, proprio un'ora vola. Ma cosa ne pensa sul fine vita anche Roberto Manfrè, questo insegnante, questo educatore di religione? La religione e il fine vita, e come la mettiamo? Beh, la mettiamo in modo molto semplice, che
La vita è eterna, secondo il mio punto di vista, quindi se noi guardiamo la fotografia della nostra vita nel nostro tempo presente è veramente infinitamente piccola rispetto all'eternità. E quindi io mi pongo come un passaggio molto semplice, che è un abbraccio, un calore, una luce che in qualche modo mi avvolge, mi avvolgerà, e quindi non ho paura della morte, non ho paura, ho accompagnato diverse persone come dire, in questo passaggio, e anche qui c'è lo sguardo che entra dentro, che dà consolazione, che dà speranza, che dà... Ecco, per quanto riguarda dal punto di vista medico, lì sono proprio... lascio al professore che... Però fiducia in questi medici. Sicuramente. In questo comitato etico bisogna avere fiducia totale. Ecco, questo volevo sapere. Fiducia totale, sì. Ecco, come la vede un religioso. Sì. Perché è importante, perché sono passati dei messaggi devastanti, specialmente per le fragilità che veramente vivono anche con la paura. Sì, l'accompagnamento va sempre dato. La presenza non è solo una presenza fisica, ma una presenza anche di cuore, una presenza, come dire, energetica. Io credo molto, prima ho parlato di parole che hanno energia, ma anche qui la nostra vicinanza, la nostra testimonianza a chi è in sofferenza è fondamentale, e quindi bisogna trovare questo incontro, proprio per incontrare lo sguardo, perché le nostre relazioni non sono solo quelle dei viventi, ma anche di quelle che sono trapassate e anche di quelle che verranno. Quindi dobbiamo avere questo coraggio di entrare in spazi magari non così facilmente accessibili, ma che sono reali comunque. Allora, Avvocato Tocchetto, mentre il suo partito, specialmente a livello regionale, ha avuto una brutta scossa, uno di voi ha votato no, la Bigon, e non è stata accettata molto bene da quasi tutto il partito, a parte qualcuno. Lei come ha vissuto e cosa vuole dire sul fine vita, sia da avvocato ma anche da consigliere di un partito che invece voleva tantissimo questo fine vita a livello regionale? Prego. Allora, diciamo chiaramente che la legge sul fine vita rende possibile al malato in condizioni cliniche irreversibili di poter decidere di porre fine alla propria esistenza, perché non ce la fa più. Geller era uno di quelli. Io devo anche dire, al di là della mia posizione politica del Partito Democratico, che io sono una laica, e quindi credo sia giusto che ogni Stato abbia delle leggi laiche, perché la legge è laica, che possa regolamentare delle specificità, e in questo caso l'Italia è tra l'altro anche la Corte Costituzionale l'ha sollecitato, è una di quegli Stati al quale manca questo percorso qualora uno clinicamente si trovi in una situazione di irreversibilità e decida di porre fine alla sua vita. Poi indubbiamente il Partito Democratico aveva la maggioranza delle persone che nell'ambito della norma che era stata decisa in Consiglio regionale avrebbe deciso per votare a favore, e mentre l'avvocato, peraltro è anche un avvocato, l'avvocato Bigon, ha messo a posto il tema, come dire, che ne abbiamo parlato prima, della sua scelta etica, della sua posizione etica. Ecco, io non l'ho condiviso, perché penso che quando si fa politica bisogna, al di là delle proprie convinzioni personali, che vanno comunque rispettate, e lei in quel caso lì magari poteva prendere una decisione diversa, però non entro nel merito della questione, però io penso che in uno Stato, come dire, moderno ci debbano essere delle norme, delle leggi, ripeto, laiche, che regolamentano alcuni percorsi. Poi sta all'individuo scegliere di attuarle o non attuarle. Non vi è ovviamente, e ci mancherebbe altro, l'obbligatorietà, ma se qualcuno lo vuole fare, al giorno d'oggi, ad esempio, chi ha possibilità economiche, l'abbiamo detto più volte, pur non avendo la possibilità in Italia di avere una normativa ad hoc, decide con grande dignità di andare magari in Svizzera. Ecco, bisogna evitare queste cose qui, nel senso che è giusto che ogni Stato abbia una propria legge che garantisca a chi lo vuole fare di prendere una posizione. E ripeto, la legge sul fine vita non riguarda il depresso assolutamente, ma riguarda chi
dal punto di vista medico, e magari il professor Gerosa potrà essere anche più preciso, è in una condizione di tale irreversibilità e anche di difficoltà, di grande dolore fisico, che decide di porre fine al dolore del suo percorso, e io credo che sia giusto che in Italia ci sia una legge che consenta a loro di poter accedere nel caso si trovino in quelle specifiche condizioni, perché chiudo dicendo che la legge non è che sia generale, avrà delle specifiche condizioni e mi sembra giusto che ci sia in Italia. Allora abbiamo sentito anche l'avvocato Tocchetto, sentiamo il professor Gerosa anche per rispondere alla nostra Mirella d'Ariese Pio X, questo batterio che è entrato in sala operatoria dice cosa è successo. Prego professore, poi se vuole commentare le parole dell'avvocato Tocchetto, prego. Allora, chiudo velocemente prima con l'avvocato dicendo che si lega a quello che diceva lei esattamente alle mie convinzioni sul discorso di dare efficacia e sviluppo alle cure palliative, perché se non riusciamo a dare efficacia e sviluppo alle cure palliative diventa un terreno un pochino sterile questa discussione. E adesso rispondo invece alla signora e alla domanda che aveva posto. Allora, prima abbiamo parlato dei tumori cardiaci, adesso possiamo parlare delle infezioni che riguardano il cuore. Infezioni che riguardano il cuore che possono colpire il cuore in quanto muscolo e vanno a inficiare le sue funzioni di pompa, e questo può portare allo scompenso cardiaco terminale, o vanno a, come dire, a danneggiare strutture all'interno del cuore stesso, che sono le valvole. Molto spesso le endocarditi colpiscono le valvole e quindi queste valvole diventano malfunzionanti e devono essere sostituite o riparate. Naturalmente diventa importante il fatto che sia anche controllata l'infezione, quindi la terapia antibiotica sia efficace nello spegnere quel processo infettivo. Ma quelli che fanno più paura sono i batteri multiresistenti. Si è parlato tantissimo nel Covid, ma già in questi anni e ancora di più nei prossimi anni, voi sapete che in Italia gran parte delle morti in ospedale, delle morti intraospedaliere, sono legate ad infezioni da batteri multiresistenti, e quindi questo vuol dire naturalmente non solamente modificare quelli che sono alcuni comportamenti per quanto riguarda l'utilizzo degli antibiotici, per quanto riguarda anche il comportamento dei sanitari all'interno della struttura ospedaliera, ma anche addirittura modificare quelle che sono le strutture logistiche all'interno delle quali operiamo, e quindi ha un impatto notevole anche sull'edilizia ospedaliera. Abbiamo Vladimiro da Rovigo in linea, vai Vladimiro. Ciao Mirella, grazie, ciao. Buongiorno a tutti quanti intanto. Allora, qualche giorno fa era il tuo ospite una signora che rappresentava le due mamme con i bambini, cioè le famiglie che avevano due mamme, no? Io avevo telefonato per dire che dal punto di vista mio la vera opposizione all'avanzamento del concetto dei diritti individuali civili non era da ricercarsi nell'opposizione politica, la destra, la sinistra, via parlando, ma nella religione, quella però è considerata nella maniera tradizionalistica, cioè quella primitiva. E quando che mi dicevo questo mi riferivo anche, senza averlo detto, appunto alla questione del fine vita e del voto della signora Bigon alla regione, che infatti la Bigon non è di destra ma è di sinistra. Ascoltando l'avvocato Tocchetto poco fa, in sostanza l'avvocato ha fatto il proseguo del mio discorso, che vuol dire che dirlo in 2 secondi. Cioè per me tra una persona laica o atea o religiosa non c'è differenza se la persona religiosa vive la religione in modo intimo, individuale, proprio, senza arrivare a pensare che la sua convinzione vale anche per gli altri. E questo è il limite della religiosità, come quella che ha spinto la signora Bigon a votare in quella maniera. Cioè, un conto è una religiosità appunto che rimane a livello individuale e che rispetta la legge e che rispetta anche tutte le altre persone. Un altro invece è la religiosità, Dio come battuto un po' rompipalle, di quelle persone che convinte come gli altri, ma però che non riesce a frenarsi e vuole imporre anche alle altre persone il loro credo, il loro punto di vista, le loro leggi. Ecco, mi penso che in questo argomento qua è molto importante che sia nella società un'alleanza, quantomeno nei fatti, tra le persone laiche o come me atee, ma in maniera incredibile, e le persone religiose,
ma che vive la religiosità a livello individuale per se stessi interiormente e non come legge che deve valere per tutta la società. Molto chiaro Vladimiro, grazie, se no non riesco a rispondere. Prego professore Manfredi, tutto sua la risposta, prego. Non c'è, ognuno ha una morale interna e la Chiesa ne propone una, che è quella appunto della salvaguardia della vita in tutte le sue forme. Io sono un po' dell'idea che bisogna rimanere vicino alle persone, quindi non mi pongo un problema, come dire, politico, ma proprio di riuscire a stare vicino il più possibile alle persone anche quando fanno questa scelta. Quindi il vero cristiano sta in vicinanza, proprio il prossimo, la vicinanza, la consolazione e anche l'accompagnamento nelle scelte che fa, perché il libero arbitrio è sacro e non va toccato. La strada, il percorso sta facendo Papa Francesco, esatto. Che io dico, se non ci fosse questo Papa dovremmo inventarlo. Sì. Ecco, con gli esempi, con le parole che quando parla sono pietre per qualcuno, esatto. Ma che ha il coraggio di dire apertamente. Esatto. Però vorrei anche capire a questo punto, perché anche questo tema è delicato, se ne parla, queste due mamme, due papà, non è giusto che un bambino abbia due mamme, abbia due papà, ma perché non si pensa mai al bene del bambino, all'amore? Perché non chiediamo a questo bambino come vive con questi due genitori, con questi due papà, con queste due mamme? E vogliamo capire che queste persone hanno diritto a diventare papà o mamma, ma a loro non è permesso di adottare, l'adozione è vietata, nessuno lo sa, perché io ricevo ancora telefonate che dicono ma perché hai fatto questo, potevi adottarne con tutti i bambini che ci sono, ma non lo possono fare perché la legge lo vieta. Ci sono tante cose che l'opinione pubblica non sa, oppure si informa il fai da te, e il fai da te se non riesci a capire bene la frase, la parola, quello che leggi, la virgola o il punto, questa frase diventa devastante, può essere letta in maniera diversa. Ecco, cosa vorrebbe dire? C'è più il valore del bene, il valore veramente dell'assoluto che è la persona, che è questo bambino, che ha diritto di crescere, che anzi è già cresciuto e che io li ho sentiti anche dalle interviste, hanno detto noi abbiamo dei genitori bellissimi, stiamo benissimo, pieni di amore, di coccole, anzi sanno più degli argomenti di quelli che critica e che non sanno neanche di cosa parlano. Ecco, anche qua c'è poca informazione, poca etica, cosa c'è? Poi si arrampicano alla Chiesa, la Chiesa dice così, abbiamo il Vaticano, abbiamo il Papa, no, abbiamo che dobbiamo ascoltare chi riesce a parlare e a dire le parole con semplicità, ma le parole giuste. Prego, professore. È semplice, dove c'è amore c'è verità. E quindi se teniamo questa frase come vera, qualsiasi forma di amore, se è sereno, se è vissuto, se è custodito, c'è verità dentro. Quando c'è stato il Concilio Vaticano II, prima si diceva che le altre religioni non sono niente, anzi sono da combattere. Col Concilio Vaticano II ci sono dei semi di verità dentro le altre religioni. Siamo in una fase di profezia, quindi dobbiamo un po' attendere e poi, come dire, dove c'è amore è la verità, quindi bisogna, come dire, perseverare. Chi ha amore, chi ha questa forza dentro, sull'inclusione, su qualsiasi forma che sia, perseveri e troverà una risposta. Sa, professore Roberto, quello che mi fa arrabbiare molto, io che poi mi occupo di queste fragilità, che ho questo banco solidale, che vedo che la povertà sta aumentando nel silenzio assoluto della politica, che se non ci fosse il mondo del volontariato non so questi poveri che fine farebbero, questo mettere uno contro l'altro. Invece ho avuto queste mamme ospite che hanno anche questi bambini, che hanno detto che sono state accettate dalla comunità, anzi le comunità le aiuta, le supporta, e ancora una volta, e qua poi chiedo anche all'avvocato Tocchetto, che la politica cerca di dividere cos'è il bene e cos'è il male. Il bene ce l'hanno in tasca tutti i politici, io ho le carte giuste per il bene, tu sei il male, non hai nessuna carta. Ma invece poi l'opinione pubblica è diversa. L'opinione pubblica, grazie anche all'informazione che sta avvenendo, l'informazione è anche la conoscenza di quello che c'è oltre quella porta, che può essere la sala operatoria, che può essere la chiesa o la porta dell'avvocato, ecco, comincia ad avere meno
paura, perché si rende conto e tocca con mano la realtà, che la realtà è diversa da quella che vuole far vedere la politica. Cosa ne pensa, avvocato Tocchetto? Beh, allora, premetto il fatto che la laicità dello Stato comporta che c'è una netta separazione tra quello che è politica e quello che è la religione, quindi la legge deve fare una normativa per gli specifici casi che si possono presentare nella nostra società. Quindi l'adozione o l'avere l'iscrizione nel registro anagrafico di figli provenienti da 2 mamme o da 2 papà è una possibilità che viene consentita in alcuni stati di dare anche una definizione di termine amministrativo giuridico a questi figli adottati. Poi dopo la politica, che è un parolone, nel corso di questi anni, di questi decenni, è, come dire, un po' peggiorata, nel senso che non è che negli anni 50 fosse diverso, ma probabilmente noi avevamo dei politici che erano anche molto preparati, in fin dei conti hanno fatto per pensare bene che negli anni 40 ovviamente la situazione non era di grande laicità, ma pensate che hanno fatto una Costituzione invece di grande laicità, perché le persone migliori che noi avevamo si sono messi a scrivere la carta del nostro paese, che ancora adesso è tuttora valida e che permette anche, come dire, di avere e normare, seppur nei principi, la libertà delle persone. Quindi nel corso invece dei decenni la classe politica è un po', come dire, tra virgolette, ma mi ci metto io in primis, un po' peggiorata, nel senso che è molto attenta al consenso, è molto attenta a non infastidire alcuni settori e quindi diventa sempre più complicato fare delle normative adeguate a una società che sta modificando. Posso portare esempi innumerevoli, ma veramente innumerevoli, di situazioni familiari, classiche familiari tradizionali, dove la violenza è incredibile, e potrei portare dei casi innumerevoli dove coppie, come dire, di fatto dello stesso genere, dello stesso sesso, stanno costruendo una famiglia buonissima con giovani bambini, con bambini e adolescenti che stanno vivendo con serenità il fatto di avere 2 mamme o 2 papà. Quindi, come dire, noi abbiamo dei vecchi schemi che probabilmente non riusciamo a superare, e i politici questa cosa qui la utilizzano in modo sbagliato perché devono accontentare per avere un consenso. Sì, ma ha capito che cioè certi politici quando parlano di famiglia tradizionale dopo magari hanno 2 amanti, 2 mogli, 6 figli, capisce che sentir parlare di famiglia tradizionale, visto che anche li conosciamo, fa un po' pensare, capisco anche perché tanti giovani non vanno più a votare, ma questo cosa sta dicendo? Ma ha capito almeno che figura sta facendo, visto che si conoscono? È questo che forse dà fastidio, questi messaggi devastanti. Però io volevo chiudere, perché ormai abbiamo finito, anche il professor Gerosa come gli altri ospiti ci devono lasciare. Professor Gerosa, a lei l'ultima domanda, ecco, l'obesità, questa obesità che comincia a preoccupare molti addetti ai lavori, ecco, questo mangiare, parliamo di dieta mediterranea, mi sa che mangiamo malissimo, facciamo poco movimento, come ci lascia, cosa vuol dire come ultimo messaggio, e la ringraziamo di essere stato qui. Prego, professore. L'obesità rientra, e la mancanza di movimento rientra nella famosa prevenzione, e se vogliamo tutelare il nostro cuore e quindi noi stessi e allungare la nostra vita, la prevenzione diventa fondamentale, prima ancora dei farmaci, prima ancora della chirurgia. E quindi fate movimento, perché questo è importante. Se possiamo lasciare i nostri ascoltatori con un messaggio forte e chiaro, è di fare attività fisica. Dopo a seguire viene anche una corretta alimentazione, ma fare attività fisica, muoversi, questo è il grosso problema. Grazie al professor Gino Gerosa, cardiochirurgo, di essere stato con noi all'Università di Padova. Le facciamo i migliori complimenti per questo veramente incredibile risultato che ha ottenuto con questo miracolo. Poi si può parlare di un miracolo, pensate, il cuore fermo da 45 minuti, intervento riuscito non solo il mio ma altri. Perciò grazie veramente professor Gerosa, e complimenti ancora, e buona Pasqua a lei e a tutta la sua equipe, veramente grazie. E diamo la parola anche a Italo Guglielmo. Ciao Italo.
Cara Mirella, buongiorno a te, a tutti i tuoi ospiti, a chi è in regia, che ha il mio stesso nome, e gli faccio tanti auguri. E quindi vi ringrazio per questa bella trasmissione. Vedi Mirella, io sto facendo una riflessione. In questo particolare periodo storico, economico e sociale, noi adoperiamo sempre l'espressione io. E invece dovremmo imparare ad adoperare la parola tu. E allora forse, perché sai, è difficile vedere al di là del proprio naso, forse la realtà sarebbe un po' diversa. Noi siamo egoisti, egocentrici ed ego stupidi. Invece se noi ci dedicassimo al bene degli altri, ne ricaveremo un beneficio enorme, perché l'egoismo ci chiude, ma l'altruismo ci apre. Questo è il vero problema. E io spero e mi auguro che tu, persona sensibile e molto intelligente e molto brava sotto certi aspetti di tipo umano, sociale e collaborativo, ti faccia, scusa la presunzione, portavoce di questo mio credo. Dobbiamo smetterla col dire io, ma cosa io? Tu, questa è la verità che ci deve far vedere il futuro, perché allora la società migliora, altrimenti la società attraverso l'egoismo peggiora. Io la penso così, molti non saranno d'accordo. Saluto l'avvocato intanto che vi ho ricordato in questo momento, è molto brava e la apprezzo molto, e vi saluto. Mirella, ti faccio tanti auguri a te. Piacere sentirti, veramente ho avuto molto piacere di questa tua telefonata, Italo Guglielmo, tanto è vero che io adopero pochissimo l'io, ma il noi, non il tu ma il noi, io adopero il noi. Invece c'è qualche politico, se voi ricordate, io, invece noi adoperiamo, almeno io adopero il noi e voi, ecco, assieme, tutti assieme. Avvocato, come ci saluta? Beh, intanto auguro buona Pasqua a tutti voi e soprattutto grazie per avermi invitato oggi, perché è stata veramente una trasmissione molto interessante come sempre, ma insomma oggi particolarmente con gli altri ospiti. Io mi auguro, diciamo così, che ci sia anch'io più noi e soprattutto visto, mi dispiace chiudere così, ma insomma visto l'area internazionale che sta girando, speriamo che molti personaggi politici molto importanti abbiano meno io più noi e che smettano di farsi la guerra. Avvocato, perché... l'ultima parola, ma devo farla, poi la farò anche a Roberto, ma vedere questa donna, questa ragazza con tutte queste catene, mi sembra di vedere il film Hannibal, cioè non riesco a capire cosa sta succedendo, che messaggio vuole dare Orbán, ecco, perché alla fine non si riesce a capire tutta questa paura di questa donna, queste catene, ecco, queste catene che penso abbiano inorridito il mondo, indipendentemente se ha ragione o torto, ma ecco, che idea si è fatta? Qual è il messaggio che Orbán vuole dare secondo lei all'Europa? Perché noi fa parte dell'Europa e l'Europa è silente, ma l'Europa conta o non conta? Come si sta comportando secondo lei, ecco, la comunità europea di fronte a un fatto che svilisce anche il nostro paese? Noi abbiamo liberato questo ragazzo, è libero, che ha fatto le stesse cose che ha fatto lei, e ci ritroviamo con questa donna italiana, questa donna poi veramente che non si riesce a capire le catene, ecco, le catene, questi poliziotti tutti chiusi, ecco, cosa sta succedendo secondo lei? Lei è anche un avvocato. Intanto non c'è neanche un capo di imputazione, per cui diciamo dal punto di vista del diritto internazionale non vi è rispetto della libertà del soggetto. Poi le catene sono una cosa veramente delle dittature e molto maschiliste. Io trovo che la forza di questa donna di farsi vedere, di gridare fotografatemi con le catene, sia una forza incredibile contro regimi dittatoriali che ci sono. Certo, l'Europa non è in grado né di intervenire su un singolo caso come questo, che come dire dal punto di vista giuridico sarebbe anche facilmente contestabile, quindi si potrebbe portare la ragazza in Italia e casomai vedere se si può fare un processo più
come dire, nel rispetto delle regole, ma se noi pensiamo dalla ragazza alla guerra alle porte di casa, oggi Putin dice che addirittura vuole arrivare vicino alla Polonia, penso che la situazione sia veramente di una grande gravità e trovo che l'Europa sia troppo silente e sia solo impegnata a pensare alle liste elettorali e alle elezioni del 9 giugno. Però, ripeto, la forza di questa donna contro un regime dittatoriale maschilissimo la dice tutta e sarà veramente, speriamo che questa rompa un po' come dire la situazione internazionale e diventi veramente colei che porta una nuova democrazia in Europa. Grazie anche all'avvocato Antonella Tocchetto, buona Pasqua anche all'avvocato Tocchetto di essere stata con noi, grazie. Adesso sentiamo come ci saluta il professor Roberto Manfrè, presidente associazione Via Firenze 21. Beh, oggi è venerdì santo, esatto. Da buon insegnante di religione Cristo è morto, no? E poi risorge. Le catene? Le catene sono le catene mentali di ognuno, educative, di tutti i tipi, religiose, e quindi dobbiamo riuscire a spezzare queste catene, quindi questo mi auguro che riusciamo prima di tutto noi stessi a spezzare queste catene per poter avere più visione, più profezia, più forza, più energia, più vita. Non è, professor Manfrè, che su questa croce questa volta, quest'anno in particolare, ci sia questa figura femminile che è la Madonna? Hanno messo la Madonna in croce, hanno messo le catene alla Madonna, con i femminicidi, con gli stupri, con queste catene che continuano a portare queste donne nel silenzio del maschilismo assoluto che vige sovrano ancora? Vige sovrano ancora ed è la battaglia culturale che dobbiamo fare partendo dalle scuole. Io credo che sia questo un compito anche mio, no? Come insegnante noi stiamo elaborando proprio delle magliette messaggio, proprio come laboratorio, io lavoro come laboratorio a scuola, cerco di fare poca istruzione ma tanto fare, perché la saggezza è nel fare, la conoscenza se non diventa saggezza resta lì nella carta. Grazie anche a Roberto Manfrè, presidente Associazione Via Firenze 21, buona Pasqua, ci rivedremo a Treviso con questa squadra, allora faremo una bellissima festa, inviteremo tutti, grazie professore, grazie. Pubblicità. Grazie. Ciao. Dobbiamo festeggiare un compleanno perché abbiamo un 17enne che oggi compie gli anni ed è Daniele Cenedese, eccolo qua alpino, questo 17enne che oggi ci racconterà anche la storia del volontariato di questo alpino che sta cercando di mandare anche dei messaggi positivi con una scuola veramente lavoro, con una scuola di insegnamento, ma soprattutto questi alpini che tengono aperti i sacrari, queste cose importanti, storie, visto che parliamo di guerre, parliamo anche di sacrari che non bastano a far capire che non ne vorremmo più, ma mi sa che se va avanti così, ecco, non funzionerà proprio così. Ma saluto anche Daniele Minotto, vice direttore Associazione Veneziana Albergatori. Buongiorno, buongiorno Minotto, grazie anche a lei di essere qui e buona giornata. Allora, intanto complimenti, tanti auguri 17enne, per questo oggi è il suo compleanno, perciò da tutta la grande famiglia di Sveglia Veneti auguri, ma soprattutto questo alpino che cerca sempre di dare un contributo, di supportare anche le fragilità, anche i giovani adesso con questi campi scuola. Prego Cenedese. Sì, intanto buongiorno a tutti e auguri di buona Pasqua a tutti quanti. Niente, gli alpini si stanno da sempre adoperando, intanto anche parlavamo prima con la Mirella, per gli sacrari, perché non vengano dimenticati, perché quelli che li conservano alla domenica rimangono chiusi e gli alpini si stanno adoperando già da anni a tenerli aperti e questa è una bella cosa perché la gente si muove sui prefestivi e festivi, giusto? E dopo anche per insistere, perché quando vanno per questi sacrari, di lasciare loro almeno sapere che sacrari hanno visto, la storia, insomma un piccolo volantino per sapere, perché viene solo dimenticato, vengono portati lì il solito mazzi di fiori, la corona e poi di interessare i giovani soprattutto per le scuole. A proposito di scuole,
gli alpini si stanno adoperando, stanno passando per i comuni per creare una specie di corso dai 16 ai 25 anni, spiegare un attimo, fare dei campi scuola non impegnativi, gratuiti, dove quei comuni che ci sono, l'abbiamo già fatto a San Biagio il 23 di marzo, però abbiamo avuto, come si dice, poca affluenza, perché quando sentono, non so, non c'è più quella, sono venuti qualche scout, questa partecipazione. È bello coltivare il discorso degli scout, perché è il primo passo per andare un po', perché visto che la leva non si ripristina più, creare questi campi scuola dove viene, come si dice, staccato il filo ombelicale tra i genitori e i figli. Però oggigiorno è una cosa molto molto difficile, non c'è la partecipazione di tanti, insomma. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. L'altro giorno abbiamo avuto anche il presidente Kerr che ha spiegato anche la situazione. Ecco, anche voi fate dei campi scuola non da poco, ecco, su questi alberghi, con queste professionalità. Com'è la situazione? Adesso sta avvicinando la Pasqua, c'è brutto tempo, prenoteranno l'ultimo momento. Com'è la situazione, Minotto? La situazione comunque la possiamo definire positiva, di sicuro ci avvicineremo non al tutto esaurito, ma ci siamo abbastanza vicini, siamo intorno al 90% di occupazione da quelli che sono i dati che ci forniscono i nostri soci. Venezia è una città d'arte, quindi non è solo una questione di vivere all'aperto, è una questione di godersi i monumenti che anche se non sono bellissime giornate si riesce a vivere sicuramente. Siamo meno suscettibili rispetto a quelle che sono le località dove si vive più all'aria aperta, tipo la spiaggia o quello che può essere parzialmente anche la montagna, quindi penalizza relativamente il tempo sulla nostra tipologia di offerta turistica, quindi siamo moderatamente, comunque siamo soddisfatti. E questo è un bel esempio, vuol dire che le persone hanno voglia di muoversi. E poi, scusi, io lo dico qui apertamente, Minotto, io con tutto il rispetto che ho per tutte le città, perché abbiamo le città una più bella delle altre, abbiamo musei a cielo aperto dappertutto, da nord a sud, da est a ovest, però per me la città della cultura dovrebbe essere Venezia. Ecco, io sono dell'idea che Venezia è proprio la regina della cultura, ecco, è la città che hanno cercato di copiare anche nel mondo, ecco, ma non ci sono riusciti, basta vedere le migliaia e migliaia di turisti che abbiamo per visitarla, che fanno chilometri e chilometri per venirla a vedere, che è bella in tutte i suoi riflessi, col bel tempo, col brutto tempo, perché ha proprio una dimensione che è enorme. Ma riescono a capirlo questo i nostri addetti ai lavori, secondo lei, Minotto? Perché voi ce la state mettendo tutta, anche come alberghi, come ristoranti, come posti di ritrovo. Prego. Sì, noi stiamo studiando e stiamo lavorando per un miglioramento continuo dell'offerta del nostro prodotto turistico. Gli alberghi stanno crescendo di qualità in modo esponenziale, in giro di pochi anni più del 30% del parco dei posti letto disponibili sarà rinnovato e sarà ridotto, perché una delle cose che abbiamo imparato in modo particolare con la pandemia, ma quello che ci viene richiesto dalla clientela, quella più importante, quella alto spendente, quella che vuole vivere la città proprio come una seconda residenza, quindi fermarsi un po' di più, poterla vivere nel modo pieno, e quindi i numeri che stiamo vedendo sono importanti, soprattutto sul fatto della scelta di una riduzione continua di quelli che sono i posti letto, perché noi siamo passati da una media di 78 posti letto a 71 proprio perché vogliamo migliorare la qualità del vivere la città, e quindi sicuramente quantitativamente meno teste, meno persone, ma in spazi migliori, e quelle persone che vengono a vivere la città la devono vivere con le informazioni corrette, quindi stiamo lavorando anche per dare l'informazione che si viene a vivere in una città fragile, una città straordinaria, una città che ha delle regole che sono necessarie per poterla apprezzare appieno. Quindi noi siamo diminuiti di alcune migliaia di posti letto complessivi nella città,
e stiamo vedendo dei risultati importanti, perché la qualità delle persone che vengono in città migliora anche quella che è la sussistenza della città stessa e la convivenza con i cittadini. È un lavoro molto importante, molto oneroso, perché è costosissimo fare questo tipo di interventi. Abbiamo visto anche ieri delle nuove strutture che apriranno a breve, riducendo addirittura la metà della capacità ricettiva che avevano, proprio perché deve essere un momento esperienziale importante di vita della città anche all'interno delle nostre strutture, perché così davvero si devono attrarre quelle persone che amano Venezia, e come dovranno fare sicuramente anche tutti i colleghi delle altre città d'arte, per evitare quella assurda polemica per cui il turismo è un male della città, quando in realtà è una grande opportunità per poterla mantenere, per poter garantire la sussistenza nei secoli, come ce l'hanno consegnata i nostri nonni, di portarla avanti e poterla migliorare continuamente. Allora, un'altra cosa importante, Minotto, è capire anche voi come avete visto questa presa di posizione di Brugnaro, questa tassa d'ingresso che Cipriani invece non ha visto per niente bene e l'ha molto contestata. Voi cosa ne dite? Come albergatori cosa ne pensate della scelta del sindaco Brugnaro? Noi abbiamo collaborato con l'amministrazione in questi anni, perché sono anni che si sta lavorando a questo provvedimento sostenendolo. Noi lo riteniamo uno strumento giusto, non sarà quello per forza risolutivo, perché nessuno ha la bacchetta magica in questo momento per poter risolvere il problema dell'organizzazione della città, ma è un tassello di una regia più ampia che deve essere fatta sulla città. Lo sosteniamo, stiamo dando già informazioni agli ospiti, perché per la prima volta si introduce un limite che va a premiare chi viene a dormire nelle strutture ricettive cittadine, quindi anche chi dorme in locazioni, quindi in appartamenti piuttosto che negli alberghi del Comune di Venezia, ha diritto all'esenzione. Questo è un riconoscimento che riteniamo importante, perché le presenze in città dei turisti pernottanti sono circa il 30%, il 70% sono persone che vengono in giornata e lasciano molto poco, se non in molti casi anche dei costi per la città. Quel 30% dà il 70% dell'utile del bilancio turistico della città, e quindi per la prima volta viene premiato, ma non solo perché lo vediamo da un punto di vista di mero interesse di categoria, perché è un vantaggio ovviamente rispetto a quelli che possono essere i comuni vicini, ma è il fatto che la scelta di andare a pernottare nelle strutture del comune permette di avere anche quelle informazioni che molto spesso chi viene in giornata non riesce ad avere proprio sul modo corretto di vivere una giornata, due, quello che sono nella città di Venezia. Quindi avere tutti quegli elementi per cui non ci siano disguidi o che ci possano essere degli episodi poco piacevoli, che purtroppo una città, come giustamente diceva, ha una risonanza che è internazionale, qualunque cosa succede a Venezia è di rilevanza mondiale, andrebbe comunque a scapito dell'immagine di una città che sta funzionando, che anche con questo provvedimento, che non sarà quello risolutivo di tutti i problemi, perché però è un inizio di gestire una programmazione, cioè sapere spingere le persone anche a prenotare, a venire in città, cioè sapere anche quali servizi servono, perché è diverso avere 1000 persone rispetto a averne 100.000, e quindi sicurezza, perché è un altro elemento importante, specie in questi momenti dove stiamo rivedendo anche un risveglio di quelle che sono forme di terrorismo internazionale, o comunque delle forme che possano danneggiare la città e mettere a rischio le persone. E quindi pensiamo alla Francia, ai danni che ha avuto per quelli che sono stati gli attentati negli anni precedenti, ed è stata considerata dal turismo una meta non sicura. Hanno preferito venire in Italia perché in Italia c'è sicurezza, a Venezia in modo particolare. Sono sempre state sventate qualora ci fossero dei rischi imminenti, quindi ringraziamo le forze dell'ordine, la polizia municipale per tutto il grande lavoro che hanno fatto, ed è un ulteriore strumento che permette anche a contrastare quello che è l'abusivismo, perché ovviamente se io pernotto in una struttura regolare ho diritto all'esenzione, se no non posso averlo, e quindi nel momento in cui vado ad avere un controllo in città da quelli che saranno gli organi preposti, se io ho dichiarato una cosa che non è vera, mi permette anche di scoprire laddove ci sono delle realtà che in questo momento sono oscure o si fa fatica a trovare. Gli organi di controllo ci sono già e stanno facendo un grande lavoro, questo è un ulteriore tassello, quindi va visto in un'ottica più ampia, e noi la sosteniamo e daremo tutto l'appoggio
apporto per poter agevolare la corretta applicazione. E così abbiamo anche capito da che parte stanno gli albergatori, che è molto importante. Allora Cenedese, Minotto ha parlato di sicurezza, quello che fanno anche gli alpini. Ecco, noi quando vediamo questi cappelli, queste figure all'interno anche di manifestazioni molto importanti, anche di mostre, ma in qualsiasi proprio frangente che vi trovate, le persone si sentono sicure. Ecco, questo cappello che dà sicurezza. Cosa vuol dire sicurezza? Ecco, l'alpino forse è l'emblema anche di questo, perché siete stati i primi anche come solidarietà per dare sicurezza. Prego, Cenedese. Volevo prima dell'argomento che stava degli albergatori, volevo fare un piccolo nota, che anche i sacrari, quelle cose là, noi sentiamo come alpini che facciamo sorveglianza il bisogno di quello che fanno in Francia, di avere gli ostelli per prendere, allora sì, le comitive, i giovani vengono, bisogna creare dove ci sono questi sacrari, che ce ne sono molti qua nel Veneto. Abbiamo tanti, sì. Brava, creare gli ostelli per accoglierli questi qua. E allora nasce tutto quanto un circuito come che è in Francia. Culturale, oltretutto. E soprattutto culturale. Giustamente tu hai detto Venezia è la città culturale. E volevo farti una domanda. Sai, perché si dice quando c'è un casino ti crea un 48? Lo sai perché? No, sono qua che ascolto. Io sono stato perché c'è un appassionato, un avvocato qui, Tommaseo. Succede un 48? Succede un 48, perché nel 22 di marzo a Venezia, sull'Arsenale, c'erano gli austriaci che stavano assediando Venezia e stavano bombardando la piazza San Marco. E i veneziani sono insorti e hanno ucciso il maggiore che comandava l'Arsenale, l'hanno infilzato e con una sola persona hanno evitato una strage, però tutta la popolazione è insorta. E c'era Daniele Manin e un avvocato, non un avvocato... Ed è successo un 48? È successo un 48. Minotto lo sapeva lei questo aneddoto che ha raccontato Daniele Cenedese? Sì, fa parte, è una delle guerre di indipendenza d'Italia, quindi fino ad agosto del 1849 esatto. Siamo rimasti... Fino al 49. Siamo rimasti al 48, che tutto il giorno è un 48, sì, purtroppo succede così. Ma parliamo proprio di sicurezza. Ecco, sì. Cosa vuol dire per voi sicurezza? È dare la sensazione alle persone di non aver paura, perché ci siete voi che cercate di dare questa parola magica che è la sicurezza. Tu hai detto sicurezza, però se non può intervenire anche chi fa questa, io faccio parte anche dell'alto rischio, quindi vado spesso a mettere in sicurezza le manifestazioni, quelle cose là, però è sempre più difficile perché la gente non sta alle regole. Non sta alle regole, quello è il problema. Cosa gli dici? Non puoi. Poi ci sono tante cose che non vanno, manca proprio la volontà di... Se non sei credibile, se non sai... Siamo un po' maleducati, dobbiamo anche dirlo. Un po', tanto maleducati, capisci? Sì. Quindi non viene più apprezzato. Una volta gli davi indicazione e ti dicevano grazie. Adesso ti manda a quel paese, hai capito? Proprio non so, diventa sempre più difficile. Però questo, voi ci sarete sempre. Noi ci andiamo, facciamo la nostra presente, il messaggio lo diamo e se possiamo... Chi 3 o 4 si danno una mano, però più di tanto non può intervenire, quello volevo dire. Sì, non è semplice, però insomma la nostra presenza, anche per segnalare, noi ci siamo. Allora Minotto, un'altra data importante sarà questo arrivo del Papa fra un mese a Venezia. Come vi state preparando? Ecco, questo Papa meraviglioso, io lo amo profondamente, l'ho incontrato anche personalmente, devo dire che è una figura incredibile, inviterei tutti di incontrare questi occhi che ti guardano, che ti spogliano da testa ai piedi, ti senti come Gesù Cristo in croce e ti sta guardando. Ecco, come vi state preparando e cos'è per voi questo arrivo importantissimo di Papa Francesco? Prego Minotto. Ovviamente il Papa arriva in uno dei momenti più importanti per la città, che è l'apertura della Biennale Arte, che quest'anno, dopo gli anni di pandemia, riprende nel suo pieno splendore ed è già un momento di grande afflusso in città. È un momento complicato perché l'abbiamo vissuto anche quando è venuto Papa Ratzinger, perché c'è tutto un problema legato alla sicurezza che parlavamo prima, perché ovviamente tutte quelle che sono le persone, compresi i nostri lavoratori che vengono in città e che vengono a lavorare in città, devono dare delle garanzie per quanto riguarda la sicurezza di quello che è un evento importantissimo come il fatto che arrivi il Papa. Oltretutto arriva in un posto per
noi importante perché va nel carcere della Giudecca, dove noi stiamo ormai da un anno collaborando proprio per integrare la città, il mondo degli albergatori con quello che è il lavoro carcerario. Quindi stiamo facendo i progetti grazie a quella che è l'autorità carceraria per iniziare dei percorsi virtuosi, in modo particolare alla Giudecca, ma anche nel carcere maschile, dove anche lì stiamo già operando, per iniziare a creare il percorso per cui le persone che escono dal carcere non rischiano di ricadere all'interno di quella che può essere la spirale della delinquenza. Quindi iniziamo a farli lavorare mentre sono in carcere, vengono nelle nostre strutture, dopo aver fatto una parte di formazione, in modo che poi possano essere assunti e iniziare già un percorso di lavoro, perché purtroppo il 70% della popolazione carceraria sono recidivi che escono dal carcere e rientrano perché hanno commesso degli altri delitti. Quindi riteniamo, per noi è molto importante proprio il fatto che il Papa parta da il carcere della Giudecca, dove anche noi stiamo lavorando a dei progetti che non sono legati solo ed esclusivamente a un interesse operativo delle nostre strutture, ma proprio per dare un qualcosa in più alla città, alla collettività, in termini di sicurezza e di qualità della vita anche di queste persone che devono e possono essere recuperate. Allora capite bene l'importanza di questo carcere femminile della Giudecca, pensate che è un fiore all'occhiello proprio a livello europeo, abbiamo questo carcere proprio per questa figura, per questa donna che ha sbagliato, ma si cerca di integrare, avete sentito cosa ha detto anche Minotto, che stanno collaborando assieme, prima o poi ci riuscirò a entrare, ve l'ho promesso, ecco, so che in questo momento è sempre una cosa che Mirella fa fatica, ma non è il problema delle telecamere all'interno, è che ci sono stati degli avvenimenti che purtroppo hanno impedito di varcare queste soglie, di far vedere che abbiamo anche delle realtà importantissime a livello europeo proprio come esempio. Andiamo a vedere allora questo servizio, andiamo a Venezia, proprio il Papa tra un mese dell'arrivo, andiamo a vedere. Messa crismale del Giovedì Santo questa mattina nella Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia. La celebrazione, presieduta dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, ha inaugurato il grande triduo pasquale. Sono stati benedetti e consacrati dal Patriarca gli oli santi per i sacramenti, da qui la definizione di Santa Messa Crismale, con il Patriarca, con celebranti i sacerdoti e i diaconi di tutto il Patriarcato e sullo sfondo l'attesa per la visita di Papa Francesco che tra un mese esatto, il 28 aprile, giungerà a Venezia. Attendiamo con gioia la venuta del successore di Pietro. È un po' ci ha lietamente sorpreso questo desiderio di voler visitare Venezia, di incominciare a Venezia con dei luoghi molto significativi. Le carceri, per un verso, dall'altra parte il santuario della salute, della Madonna della Salute. Il Patriarca Francesco tiene molto all'importanza dell'incontro del Santo Padre con i giovani. Pareva molto bello mettere i ragazzi che sono il nostro futuro, i giovani che sono il nostro futuro, in un luogo in cui i veneziani vanno a parlare dei loro problemi, dei loro progetti, dei loro desideri con la Madre del Signore. Dalla Salute a San Marco. Piazza San Marco, che è conosciuta in tutto il mondo, sarà il luogo di accoglienza dell'atto più bello, più grande di tutta questa giornata, che è appunto la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre, con una visita anche in questa magnifica chiesa basilica, chiesa cattedrale per la Chiesa di Venezia, basilica universalmente conosciuta che è San Marco, e il Papa farà proprio questo percorso che abbiamo davanti fino ad arrivare all'altare dove sono contenute le spoglie dell'Evangelista. Giornate importantissime che impegnano un po' tutti, ma soprattutto la fortuna di avere questa città a pochi chilometri, ma ci rendiamo conto di quello che abbiamo. Delle volte dove andiamo, cosa facciamo e veramente noi ci dimentichiamo cosa può offrire proprio questo posto meraviglioso che è Venezia, ma anche la terraferma, ma anche le isole che la circondano. Ma perché si fa così fatica a vedere? Ecco, l'erba del vicino è sempre più verde, noi abbiamo la nostra a due passi. Perché è troppo vicina, Cenedese, è troppo vicina. Ci vado domani. E poi passano gli anni e non ci vai.
Io sono andato, però posso dire, sono andato diverse volte, ma da solo così non lo sai gustare. Se invece vai con uno che ha vissuto lì a Venezia, infatti io sono andato con una guida che sa, però con un residente, camminavamo sopra una Calle dei Morti e gli ho chiesto perché si chiama Calle dei Morti, e sotto qua ci sono tutti i morti, quelli della peste, hanno coperti e tu eri sopra, ma se non lo sai... Però abbiamo anche le persone che possono informare. Ci sono le persone che ti informano e lì è bello. Dobbiamo essere un po' meno pigri, a mio avviso, perché diamo sempre la colpa alla pandemia, adesso è tutto colpa della pandemia, invece siamo un popolo pigro. Ecco, allora andiamo a vedere questo video dell'Associazione Veneziana Albergatori, che forse dobbiamo far capire meno pigri. Guardate, andiamo a vedere il video. Infatti il progetto prevede un investimento di 550.000 euro, la campagna di crowdfunding sarà aperta proprio all'inizio dell'assemblea di oggi ed è sul 20% del valore dell'investimento, quindi 110.000 euro. L'investimento è relativo al fotovoltaico a tetto, al cambio delle caldaie con pompe di calore e tutta la parte impiantistica. A fianco una piccola piscina e anche una colonnina per la ricarica delle auto e barche elettriche, dato che l'Hotel Mabappa si affaccia proprio alla laguna di Venezia. È uno dei primi progetti, anche se ad oggi abbiamo una ventina di progetti in corso di sviluppo sull'hotelleria Venezia. Come dicevo prima, è il 20° progetto, gli altri 19 che Infinity Hub ha sviluppato sono stati legati al mondo della GDO, quindi centri commerciali, mondo sociosanitario, quindi RSA private, ma anche industry. Oggi abbiamo già iniziato la riqualificazione anche delle fabbriche Olivetti di Ivrea. Da tempo volevamo fare questa transizione ecologica, però non avevamo ben capito quali sarebbero potuto essere le tempistiche negli anni. Abbiamo già attuato delle pratiche, diciamo, per quanto riguarda il basso consumo di plastica, l'utilizzo di materiali ecocompatibili, però chiaramente affrontare il problema strutturale era molto più complesso. Grazie all'associazione AVA abbiamo conosciuto Infinity Hub, abbiamo avuto numerosi incontri e ci siamo resi conto che tramite loro avremmo potuto dare un'accelerata ai nostri investimenti e soprattutto fare un unico progetto che prevedeva tutto quanto quello che noi avremmo dovuto fare, che senza loro probabilmente avremmo potuto attuare in diversi anni senza un progetto globale, per cui andremo a installare le pompe di calore, faremo la domotica nelle stanze, faremo tutto quello che serve praticamente per far diventare i nostri due edifici, che sono edifici uno degli anni 30 e uno della fine degli anni 50, a tutti gli effetti degli edifici ecocompatibili, per cui non bruceremo più carboni fossili. Allora Minotto, quello che traspare è la volontà sempre più di migliorarsi, ecco, ma la mia domanda è anche questa: la diversità tra il turista italiano e il turista straniero, ecco, cosa chiede il turista straniero proprio per quanto riguarda l'albergo e quello che riguarda invece cosa pensa l'italiano, cosa vuole, ecco, queste due realtà che vogliamo conoscere. Prego Minotto. La città di Venezia, il turismo straniero è predominante, circa l'86% degli arrivi in città sono stranieri. La provenienza principale sono gli statunitensi, che per noi, per il comparto strettamente alberghiero, addirittura pesa per il 20% delle presenze complessive e sull'extra-alberghiero del 15%. E quindi già questo dà una differenza su quelle che sono le esigenze e le aspettative che hanno gli ospiti. Abbiamo tante provenienze, abbiamo ospiti da tutto il mondo. L'anno scorso per la prima volta nel ranking che viene fatto delle presenze è entrata nelle prime 12 addirittura il Messico, quindi abbiamo una continua variazione proprio perché
che l'attrattiva della città fa sì che ci sia una voglia di Venezia sempre forte da ogni parte del mondo. Chi può permettersi di viaggiare sicuramente un passaggio su Venezia lo fa. Lo straniero è diversa dall'esigenza, ad esempio c'è la clientela nord europea che è molto attenta alla parte ambientale, che è quello che parlavamo, che si vedeva nel video che avevamo visto prima, dove conta molto l'attenzione che ha la struttura alberghiera nella gestione di quella che è la pulizia, quindi i prodotti che vengono applicati che siano ecocompatibili, il corretto. Da noi poi ci sono anche problemi proprio perché riversiamo direttamente nell'acqua della laguna, nei canali, quelli che sono i reflui delle strutture, e di conseguenza una grande attenzione a tutte quelle che possono essere delle condizioni di efficientamento. È una cosa che chiedono un pochino sempre di più tutti. C'è un turismo che è sempre più responsabile proprio quando si va a spostare in ecosistemi che sono delicati, che non è solo quello strettamente ambientale, ma anche quello che è di un patrimonio storico, culturale, come quello della città di Venezia. Gli italiani sono tornati in tanti durante il Covid e questo ci ha fatto molto piacere, perché purtroppo era dovuto probabilmente al fatto che ci si poteva muovere meno, però continuano a essere una presenza importante. Altre tipologie sono ovviamente delle esigenze di chi si muove su una lunga distanza. Pensiamo comunque a chi si muove su rotte intercontinentali, che sono sicuramente quelle più importanti, è distantissimo da casa, di conseguenza deve esserci una struttura in grado di dare un'accoglienza e di assistenza per qualunque cosa succede, perché siamo esseri viventi. È vero che la nostra clientela è quasi la totalità di gente che va in vacanza, turismo leisure, quindi sono persone che vengono per divertirsi, ma siamo tutti esseri umani, abbiamo tutta una serie di variabili che possono succedere: non stare bene, avere un incidente, avere un problema, subire un furto. Tutte le cose che accadono alle persone normali che vivono in una città succedono anche ai turisti, e quindi il saper gestire la capacità di problem solving che hanno le nostre strutture fa sì che vengano percepite come un valore aggiunto, perché comunque ricordiamoci sempre che in quanto italiani siamo sempre i più bravi nel dare l'accoglienza, e questo premia molto la scelta anche di venire da provenienze straniere. Senta, dottor Minotto, mi piacerebbe sapere cosa dice il turista che ha sempre visto Venezia su internet, ma che non l'ha mai toccata e vista con mano. Cosa dice quando va via? Perché io, cioè, per la prima volta che veramente vede Venezia, cosa dice? Come vi lascia quando parte? Cosa dice, dottor Minotto? Allora, guardi, inizialmente ci sono casi che sono incredibili. C'è chi arriva con un'aspettativa che in realtà sia finta, dove magari c'è la lamentela perché non possono parcheggiare la macchina in piazza San Marco quando arrivano in albergo. Ci sono dubbi ancora su se davvero l'acqua è potabile o cose di questo genere. Poi scoprono una città che è vera, una città che è viva, una città che appunto accoglie, e lo stupore di vedere una cosa che già solo quando credo tutti quanti arriviamo all'aeroporto Marco Polo, che si inizia a scendere, se uno ha la fortuna di sedere sul lato destro vicino al finestrino, vedere la città già scendendo è già una cosa straordinaria. Vederla, viverla, sapere una città che si muove sull'acqua, lo stupore che c'è quando sentono una sirena dell'idroambulanza piuttosto che di una pattuglia della polizia che arriva, e la gente si guarda dicendo: ma come fa ad arrivare qua? Poi vedono un'onda d'acqua e capiscono che è passata un mezzo di pronto intervento. È tutta una città che, se uno non la vive in prima persona, e per questo la volontà e lo storytelling, cioè il racconto che fanno quando tornano a casa, fa sì che ci sia una voglia di tornare e vederla, perché è una cosa che è unica al mondo, non ce ne sono altre, e di conseguenza quello che è il ricordo che portano. E noi vogliamo che, oltre ad aver vissuto una bellissima città, abbia avuto un bellissimo soggiorno attraverso le nostre strutture, e di conseguenza con la speranza che possano anche ritornare, o comunque di far venire altre persone che possano godere, nel rispetto, sempre quello che noi chiediamo, di una città fragile, unica e stupenda.
Grazie, veramente grazie a Daniele Minotto, vice direttore Associazione Veneziana Albergatori, di essere stato con noi, di averci aperto queste finestre su Venezia, questa meraviglia che abbiamo la fortuna di avere a due passi e che forse veramente dovremmo godere di più. Perciò è il messaggio che io dico questa mattina: alzatevi, uscite, andate a visitarla, non avete idea quello che può offrire, quello che vedrete, a ogni angolo è un angolo a sé, è una cosa preziosissima, e allora uscite e andate a visitarla. Daniele Cenedese, come ci lasci? Cosa vuoi dire? Che appello vuoi fare? Tornando all'argomento di Venezia, che avevo anche chiamato per telefono, qui ci sono tutte le ville dei veneziani che sono usciti da Venezia e le hanno costruite qui nel Trevigiano, e ci sono delle ville anche qui che noi stiamo adoperando. Quarto d'Altino anche, pensiamo, sì, ricordiamo anche Quarto Martino, il Lungo museo. Il Sile, tutti quanti, sì. Lungo il Teraglio, tutte quelle ville qui, nelle nostre campagne anche a San Biagio, a Rovarecce, Villa Erisso, che adesso avrei modo anche di vedere, stanno proponendo qualcosa proprio per chi non trova posto a Venezia, viene su queste ville, dorme qua e poi va a Venezia, e stanno creando dei mercatini, delle cose, di far rivivere tutte queste cose, quindi un flusso turistico diverso. Esatto, diverso. Per questo, come ti dicevo prima, per il distretto commerciale e turistico che sta nascendo finalmente anche qua a San Biagio, è una bella cosa che io ho sempre appoggiato e proposto, e adesso mi sembra che stiano prendendo per mano, perché se non fai questo non puoi avere modo di pubblicizzarlo. La vivacità del paese, esatto. La vivacità del paese, esatto. Che può fare tantissime offerte. Che abbiamo un sacco di cose belle da vedere anche qui nella periferia di Venezia. Abbiamo delle chiese che delle volte rimaniamo a bocca aperta. Le ville, quelle restaurate, messe a posto, è storia, Certo, e ringraziamo anche Daniele Cenedese Alpino, che oggi compie 17 anni di essere stato con noi. Grazie. Auguri di buona Pasqua a tutta la famiglia degli Alpini, ma anche alla sua famiglia. Grazie a Daniele Cenedese, grazie a Daniele Minotto, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bollito in polpette alla romana. La carne lessata, il bollito, è una delle principali pietanze in quasi tutte le regioni del nord Italia. Assai celebrati sono i bolliti misti nei ristoranti piemontesi ed emiliani, dove un succulento assortimento di carni bollite viene servito accompagnato da salse piccanti e agrodolci, come la salsa verde alle acciughe e la mostarda di frutta. Ingredienti per 4 persone. 400 g di manzo lesso preparato in precedenza, grasso di prosciutto, lardo, prezzemolo, noce moscata, parmigiano, uvetta sultanina, pinoli, pan grattato, mollica di pane, uovo, olio, sale e pepe. Fate tritare dal vostro macellaio una fettina di grasso di prosciutto, una di lardo e un ciuffo di prezzemolo con la carne lessata in precedenza. Ammorbidite l'uva sultanina in acqua tiepida. Raccogliete il trito del macellaio in una terrina. Conditelo con sale, pepe, un non nulla di noce moscata e aggiungete una grossa mollica di pane bagnata. Impastate bene ogni cosa. Poi uniteci un uovo.
cucchiaiate di parmigiano grattugiato, una cucchiaiata di uvetta sultanina, e una cucchiaiata di pinoli. Mescolate ancora il tutto e infine ricavatene tante pallottole alle quali darete forma leggermente schiacciata. Passate queste polpette nel pangrattato. In una padella friggete le polpette in abbondante olio bollente. E servite. E buon appetito!